buongiorno, sabato 28 giugno lo apriremo anche con l'allegria perché bisogna anche staccare la spina. E come si fa a essere allegri? Grazie ai sindaci che stanno cercando di far staccare la spina con queste manifestazioni che sono le sagre, le famose sagre che piacciono tanto, dove vedi tante famiglie, tante persone assieme che socializzano, che staccano la spina. Rarissime volte succedono anche problemi di sicurezza, devo dire la verità. Succede qualche volta, ma ci mancherebbe che non succedesse, sarebbe impossibile, zero. Però io vedo che veramente quando c'è questa allegria, questo numero consistente di persone che sono famiglie, giovani, anziani, che si muovono, che escono da casa, il divertimento è assicurato. Ne parleremo con Ivano Durigon, sindaco di Quinto di Treviso. Grazie sindaco di essere qui con noi. Partiremo di questa bellissima sagra che parte, è già partita ieri sera. Ecco, sentiremo cosa ci racconta il sindaco e saluto anche il professor Giorgio Sandrini, già ordinario di neurologia. Grazie anche a lei professore di essere qui per capire cosa sta succedendo, perché stiamo andando fuori di testa. Anch'io so professore, perché veramente non riesco più a capire dove qualcuno vuole andare a parare, specialmente con le fragilità, quelle che hanno veramente bisogno di supporto e che non riescono a trovare. Allora partiamo proprio dal sindaco Durigon. Allora iniziamo con questa sagra che è iniziata ieri sera. Cosa succederà sindaco? Sono 11 giorni di festa, tutte le sere c'è uno spettacolo e diciamo l'inizio un po' dell'estate quintina, quindi una festa sul Sile, quindi anche la location molto importante perché siamo sul laghetto superiore di Quinto, che dà quel senso di frescura che magari serve in queste serate diciamo afose. Ed è tradizionale perché ospita tutti gli anni migliaia di persone che ci vengono a trovare. Tra l'altro è rinomata anche la gastronomia che la nostra Proloco riesce a dare. Ringraziamo i volontari, sindaco, sì, ci stavo arrivando. No, perché veramente se non ci fossero dovremmo inventarli. Stavo arrivando, guardi, io so un anno che faccio il sindaco a Quinto, devo dire che con la Proloco ho un rapporto ottimale e trovo delle persone squisite che dedicano molto tempo al volontariato, che poi di questo si tratta poi alla fine, quindi dare quei giorni di festa a tutta la comunità è molto importante. Anche perché ogni giorno, ogni serata, sia a pranzo, nel fine settimana, ecco, si porta appunto questo incontro conviviale, perché quello sì, poi dove si socializza, ci si rivede magari dopo tanto tempo. Pensate che belle cose che abbiamo e se non ci fossero loro col mondo del volontariato, attenzione. Esatto. Perché mi sembra che qua stiamo un po' esagerando con tutta la burocrazia che ci stanno mettendo sulle spalle. Cosa succederà? Io volevo salutare anche da Verbania, ringrazio, scusate, da Colonia in Germania, Ute Merrick. Ciao Ute, vediamo se c'è Ute, non la vedo. È caduta ma adesso la riprenderemo. È una mamma che ha perso il figlio, una mamma che sta cercando anche lei di capire dove andare a parare, dove arriva la giustizia. Ecco, appena si collega la salutiamo. Allora andiamo dal professor Sandrini. Allora, cosa sta succedendo professore? Io ho sentito tante associazioni, specialmente con i problemi mentali, che dicono che non siamo presi per niente bene, poche strutture, pochi addetti ai lavori, ma soprattutto queste famiglie che non riescono a gestire questi problemi enormi, sembrano semplici ma non è così. Professore, lei dal suo osservatorio importante cosa sta vedendo? Cosa c'è che non va dopo la legge Basaglia? Cosa è successo? Invece di aiutare ci troviamo veramente nella solitudine più totale, non solo di queste persone che hanno questi disturbi, che sono veramente disturbi molto delicati da seguire, ma le famiglie che non riescono a gestire queste situazioni. Prego professore. Sì, purtroppo si è creata una situazione sempre più critica legata all'evoluzione della società. Diciamo che la legge Basaglia ha rappresentato una tappa storica nell'assistenza generale, ma in particolare ai pazienti con problemi mentali. Noi sappiamo che esistevano i manicomi, che sono delle strutture, ed erano in particolare, perché adesso sono stati in gran parte chiusi
o ristrutturati in maniera completamente profonda. Il manicomio era un vero lager dove i pazienti venivano tenuti in condizioni spesso disumane, imbottiti di farmaci, per cui diventavano una sorta di zombie. Quindi Basaglia ha effettivamente rappresentato una tappa storica nell'assistenza ai pazienti malati di mente. Si sono create ovviamente delle problematiche perché la transizione verso un tipo di assistenza a questi pazienti che avvenisse al di fuori di queste strutture che erano una sorta di carcere, che però come carcere in qualche maniera davano delle garanzie anche di controllo maggiore. Tutte quelle che erano le strutture alternative in realtà sono state solo parzialmente attuate. Questo malgrado i grandi sforzi che vengono fatti da parte di coloro che si occupano di questi disturbi. Vi è da dire, chiudo questa mia prima parte di intervento, che è oggettivamente difficile prendersi cura di questi pazienti, anche perché nella malattia mentale ci sono, a parte è un mondo, diciamo, quello delle malattie mentali, nella malattia mentale ci sono delle tappe che sono spesso imprevedibili. È spesso difficile controllare l'assunzione di farmaci, è spesso difficile identificare precocemente i primi segni di allarme, quindi effettivamente è un problema estremamente complesso. Magari possiamo affrontare alcuni aspetti poi nel corso della discussione. Un'altra domanda, professor Sandrini, perché non è facile avervi ospiti, vi ringrazio veramente perché mettete veramente quello che voi conoscete, la professionalità, quello che avete studiato. Ma parlavamo di farmaci, ma non è che ci sia un abuso di sostanze, di farmaci da parte di una gran parte della popolazione, che inizia dai bambini di 10 anni, poi vedremo questo servizio del CEIS che veramente fa allarmare. Questi ragazzi, ho trovato un ragazzo professore che mi ha detto, mi hanno incolpato perché mi hanno trovato fumare la canna, mio papà beve, è ubriaco tutti i giorni, mia mamma si pastica, poi il colpevole sono io, e sono io quello da rifiutare, da rimettere in riga. E io a questo ragazzo non sapevo cosa rispondere, professore, era buttato là, nessuno si occupava di questo ragazzo, tale padre, tale figlio, dicevano, questo ragazzo che dice non ho voglia di andare a casa, non ci riesco, non ce la faccio più. Forse anche qua, e mi rivolgo anche al sindaco, come servizi sociali dovremmo cambiare un po' registro. Il problema è che mancano numeri, non avete un supporto economico che vi dia la possibilità di investire su questo, eppure i fondi del PNRR erano destinati proprio al terzo settore. Quando dici terzo settore apri una pagina immensa, poi abbiamo visto solo colate di cemento e basta, all'interno il vuoto assoluto, e chissà neanche se funzioneranno, che sono le case di comunità. Saluto Ute, ciao Ute cara, che piacere rivederti, ti ringrazio veramente per essere qui a Sveglia Veneti, anche tu questa mattina, vedete il collegamento va e viene, però Ute c'è, mi fa veramente piacere salutarla. Allora continuiamo col professore, poi andiamo dal sindaco. Allora professore, cosa dice? Come accorgersi, anche un consiglio che lei potrebbe dare anche ai sindaci, perché sono loro i responsabili della salute dei loro cittadini, sono i primi che devono intervenire con o senza possibilità. Prego professore. Sì, il problema delle cosiddette droghe, tra droghe leggere e pesanti, è ovviamente un problema nel problema, perché effettivamente si tende anche nelle classificazioni delle malattie psichiatriche a includere quello che è il disturbo da dipendenza da droghe e a volte anche da farmaci, perché non dimentichiamoci che ci sono anche dei farmaci che possono, alcuni salvano la vita, altri possono indurre importanti dipendenze. È un problema, dicevo, è un problema nel problema, perché
e spesso colpisce persone giovani in particolare, che hanno delle interazioni con la famiglia molto, molto complesse, quindi noi leggiamo tutti i giorni sui giornali queste storie che magari sfociano anche in gesti drammatici. È difficile da parte magari dei genitori in certi casi cogliere precocemente i segni di problematiche che dovrebbero essere individuate e curate. È difficile, malgrado gli sforzi notevoli che vengono fatti da parte delle strutture ai vari livelli, di prendere in carico questi pazienti, anche perché sappiamo, e qui il volontariato ha avuto dei meriti straordinari. In Italia è una delle colonne portanti alla base del funzionamento della socialità in generale, ma dell'assistenza anche sanitaria. Non dimentichiamoci che il malato, una volta uscito dall'ospedale, è reinserito in un ambiente sociale, sociofamiliare, e quindi queste strutture hanno un ruolo fondamentale. Senza di loro sarebbe veramente ancora più drammatica la situazione. Però dicevo, è molto difficile in alcuni casi, anche perché a volte sono in realtà dei pazienti, delle persone che vivono isolate dal nucleo familiare e dalla socialità in generale. In più vi è ovviamente il problema molto importante del collegamento di questo problema con la criminalità organizzata. Questo è ovviamente un fatto bene aspetto. a dirlo, professore, la ringrazio per il coraggio che ha di toccare la realtà con mano, che hanno il nemico dietro l'angolo, non c'è niente da dire e niente da svelare di nuovo. Allora, Sindaco, come vede la situazione dopo che ha sentito il professor Sandrini? Ecco, come ripeto, voi che siete in prima linea, siete i primi a essere chiamati a cercare di risolvere i problemi che creano queste persone. Sì, allora c'è da dire che spesso e volentieri dietro una persona in difficoltà c'è una famiglia in difficoltà, quindi io credo sia fondamentale innanzitutto fare rete, partendo dalle scuole, alle associazioni di volontariato e alle assistenze sociali, che diciamo è il nostro braccio operativo poi sul campo, ed individuare quelle che sono le persone che hanno queste difficoltà. Tralascio il fatto legale o illegale, nel senso che purtroppo anche le nostre strade pullano di spacciatori, e quindi che vanno a cercare proprio quelle che sono le persone in difficoltà, e dobbiamo cercare di recuperarle prima che arrivano proprio nelle mani di questi, perché qui poi quando si trasforma in continuità questo atto illegale, sicuramente le persone sono sempre più difficili da recuperare. Senta, Sindaco, lei fa parte di un partito del centrodestra, della Lega. Non le sembra, adesso c'è anche la sicurezza, questo decreto sicurezza, però quello che serve è la certezza della pena. Ecco, quando uno sbaglia deve assolutamente pagare, perché non c'è niente da fare. Poi bisogna dividere lo sbaglio, naturalmente, che sbagli sono. Però uno quando sbaglia in qualche modo deve pagare. Invece mi sembra tanta fatica alle forze dell'ordine anche per arrestare. Ecco, delle volte avete visto anche cosa è successo, si rischia la vita ed è una cosa veramente incredibile perdere la vita nel lavoro anche in maniera così disumana, violenta. Ecco, lei cosa direbbe alla politica? Perché è inutile che voi potete fare, anzi a voi hanno lasciato la patata bollente, loro non hanno neanche la patata, proprio mi sembra che non si preoccupino di questo, ma voi siete chiamati in causa, e come fate a risolvere questi problemi se non avete un supporto economico che vi garantisca la sicurezza? Perché qua parliamo di sicurezza. Allora, noi siamo ovviamente l'interfaccia col cittadino, perché poi le persone segnalano al sindaco dove ci sono i spacciatori, dove succede qualcosa, e noi trasmettiamo ovviamente alle forze dell'ordine le notizie che vengono, cerchiamo di far fare dei controlli mirati, e spesso volentieri magari sono dei personaggi che sono già attenzionati. L'altro punto cardine è poi la certezza della pena, perché se arrestano uno spacciatore, lo portano dentro e dopo una settimana dice me lo ritrovo in strada, è ovvio che non abbiamo fatto un buon servizio alla comunità, quindi l'altro punto cardine sarebbe proprio la certezza della pena. Quindi è inutile varare sempre nuove norme giuste finché si vuole, per
però se dopo sono disattese nella condanna, ovviamente... C'è la legge, ma poi posso anche aggirare la legge a discrezione, perciò del giudice, capite bene dobbiamo migliorarsi in questo è poco ma sicuro. Allora abbiamo Rinaldo, così liberiamo il centralino. Ciao Rinaldo, poi vedo ancora Ute, che riusciamo a parlare con Ute, siamo in Germania, perciò sentiremo anche lei cosa ci dice, come va in Germania. Allora vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Il discorso che si fa dei casi delle persone che mai salveo è il professor Galagion, perché Basaglia aveva fatto una legge bellissima e che libera i matti dai manicomi. Io come ti ho detto ancora, sono stato 40 anni per i manicomi, 2 volte a settimana andavo a San Servo e San Clemente a portargli da mangiare. Qui che mi davano a mano a caricare la barca, era matti. E mi aveva raccontato tante robe, addirittura gli aveva le pensioni e l'istituto che gestiva i soldi della pensione e praticamente chissà cosa che nasceva. In ogni modo Basaglia aveva fatto un'opera piena, una gran bella roba, che era io il professore. Quello che non ha fatto è i governi che si era succeduto, che doveva, e Gaia Santa e doveva fare gli istituti per accompagnarli queste persone che erano fuori dal manicomio, perché era etica e contenzione, camminare in forza, scocce, punture dei sonniferi, vada e venga. E ora è colpa nostra e i governi che non si è prestati a risolvere questo problema che Basaglia aveva quasi presentato sulle mani, che era risolto, ma non ha fatto niente. Grazie Rinaldo, fammi correre da Ute, ti ringrazio Rinaldo, scusami ma ho tanti ospiti, specialmente questo collegamento con la Germania che è molto importante, perché Ute ci spiegherà, eccola qua, la vedo, ciao carissima, veramente sono tanto contenta di rivederti Ute. Allora Ute, tu hai perso un figlio adorato, fai la spola tra l'Italia, il Veneto e la Germania, ecco com'è la situazione in Germania? Non so se sei riuscita a sentire la prima parte degli interventi che abbiamo fatto su queste persone molto fragili che hanno bisogno di cure sanitarie a livello mentale, ma poche strutture, pochi addetti lavori, pochi soldi. Ciao Ute, prego Ute. Allora, quello che io noto ogni volta quando sono qui in Germania è le aree dove si guida a 30 all'ora vengono rispettate. E questa è una cosa che sì, la gente lo fa in automatico, la gente frena, va a 30 e nessuno suona, nessuno si arrabbia, come succede molto spesso, perché se uno in zona 30 va a 30 all'ora, cosa succede? Che quelli dietro si arrabbiano e questa cosa, non posso spiegare, questo rispetto delle regole dalle persone è un senso di civiltà diverso, ma questo ha sempre esistito qua, perché noi siamo molto rigide per quanto riguarda le regole. Un esempio solo, quando un semaforo è rosso, io come tedesca mi fermo, e soprattutto quando ci sono i bambini, perché in Italia la gente va, non interessa a nessuno, e invece qui la gente si ferma al semaforo, oppure la gente rispetta il 30. E poi ho visto anche sulla strada dove io sono qui con la mia amica, sono delle telecamere nascoste che non vengono poi indicati prima. Qui si misura veramente la velocità e se uno va più di 30 prende una multa e basta. Non ci sono cartelli che indicano attenzione, adesso viene fatta una misurazione del tempo. E autovelox, ecco, adesso mi ricordo del termine. Ci sono autovelox nascosti e basta. E la gente lo accetta. E quindi, sapendo questo, la gente va lentamente. È una cosa che veramente mi stupisce ogni volta. La sanità, che si parlava di sanità anche Ute, dopo ritorneremo su quello che ti riguarda, perché ti ho chiamato anche per questo, se la giustizia per te è arrivata, se questa certezza della pena finalmente ha dato pace al tuo cuore per la perdita di questo adorato figlio. Ecco, la sanità in Germania come funziona? Sai qualcosa? Puoi dirci qualcosa?
Beh, la sanità funziona simile come quella, non so, in Sud Italia, ma come quella in Nord Italia. Ognuno ha il suo medico di famiglia e il medico di famiglia indirizza al specialista quando occorre. Quello naturalmente che è molto bello, anche la sanità per il dentista. Il dentista è pagato, una cosa che in Italia bisogna tirare fuori la tasca propria, quindi qui la gente ha il diritto di andare ogni 6 mesi a farsi un controllo gratuito e questo naturalmente è una bella cosa. Poi naturalmente quando si fa un impianto o qualcosa di importante si paga una quota, però in realtà questo funziona bene, diciamo. Però come sanità penso che siamo lì, almeno nel nord Italia, parlando per Treviso poi, che è un ospedale fantastico. Ringrazio anche di averlo detto. Quello che volevo anche capire, Ute, con te, ecco, tu che hai provato cosa vuol dire il momento del dolore, il momento della disperazione, sei stata aiutata, hai avuto la possibilità, ecco, di avere delle persone competenti che ti aiutassero a superare questa tremenda perdita, questo dolore, ecco, cosa vorresti dire a distanza di anni, perché il dolore non passerà mai, ce l'hai e nessuno lo toglierà a te e a tutte le persone che perdono i loro figli. Per sopravvivere un figlio è dura, non è neanche inimmaginabile. Ecco, come ti sei trovata? Cosa vorresti dire? Prego, Ute. Non sento più niente, purtroppo. Non hai sentito la domanda? Pronto, Ute? Allora andiamo a vedere il servizio che abbiamo, così vediamo il punto droga Chase e poi passiamo col professor Sandrini che commenterà questo servizio e poi vediamo se ritorniamo con Ute, abbiamo anche il sindaco Durigon, vediamo. Allora andiamo a vedere il servizio punto droga Chase. I dati che noi raccogliamo ci dicono che i ragazzi che noi accogliamo hanno un'età di avvio all'uso di sostanze che è nella media di 14 anni. Ragazzini, poco più che bambini, che cominciano a fare uso di stupefacenti. Già alle scuole medie si abbassa sempre di più l'età di coloro che assumono droghe. Nella Marca il bilancio dei primi 6 mesi dell'anno del CEIS di Treviso, la cooperativa che da oltre 40 anni si occupa di dipendenze e salute mentale, offre uno spaccato allarmante di quanto sta accadendo soprattutto ai ragazzi. Il 64% dei ragazzi che noi accogliamo cominciano con i cannabinoidi. Il dato che fa riflettere è che il numero dei ragazzi che cominciano con i cannabinoidi è superiore a quello dei ragazzi che si avviano al mondo delle sostanze con l'alcol. Poi proseguono molto spesso con eroina, oppiacei o con cocaina e crack. Dai racconti dei giovani che si rivolgono al CEIS emerge anche un uso sempre più frequente di nuove sostanze psicoattive non ancora classificate come droghe e che i ragazzi reperiscono sul web. Esiste una tabella che contiene tutte le sostanze che al momento lo Stato considera illegali, ma che non sono le uniche presenti nel mercato illegale. Pertanto ci sono molte sostanze, spesso oggetto di sintesi chimica, che sono presenti nel mercato illegale e che si accompagnano a quelle più tradizionali che tutti sono abituati a conoscere. Un altro aspetto che allarma e che conferma quanto accade nelle cosiddette baby gang è la presenza femminile, con una richiesta in continuo aumento di inserimento in comunità da parte di ragazze. Abbiamo una costante crescita nella richiesta dell'accoglienza di ragazze, sì. È un trend che abbiamo già verificato all'interno del 2024 e che per i primi 6 mesi del 2025 si sta confermando. Allora, professor Sandrini, ha sentito questo responsabile CEIS cosa ha detto? Certo che fa molto pensare, ma dov'è la famiglia? Dove sono questi genitori? E se non ci sono, chi è che dovrebbe intervenire? E il professore Sandrini ha detto una cosa importante, non è facile capire i segnali, però qualche segnale arriva. E invece io penso che si fa fatica ad accettare che il figlio abbia problemi, non tutti, ma parliamo di quelli che non lo accettano. Si fa fatica a portare il ragazzo dal psichiatra, psicologo ancora è accettato, psicoterapeuta, ma
psichiatria è una parola che fa paura, e invece sono persone che veramente possono capire a fondo il problema che c'è un po' alla volta, cercando di recuperarlo. Perché si fa così fatica ad accettare la parola psichiatria? Professor Sandrini, cosa dice? Ma effettivamente esiste tuttora un forte pregiudizio nei confronti del termine psichiatria, psichiatra. Io ho vissuto in qualche maniera questa rivoluzione storica della separazione della neurologia dalla psichiatria. Quando io ho iniziato molti anni fa, ovviamente data la mia barba bianca, a fare il neurologo, la mia clinica si chiamava Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, avevamo 2 reparti psichiatrici. Poi giustamente è avvenuta questa separazione perché ormai viviamo in un'epoca di super specializzazione. Il neurologo deve, io sono neurologo, avere delle conoscenze di carattere psichiatrico, perché c'è spesso un ruolo molto importante di disturbi psichiatrici anche in malattie neurologiche, però la presa in carico del paziente psichiatrico deve avvenire da un super specialista. Il pregiudizio è legato un po' anche al fatto che appunto esisteva una assistenza a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, attraverso strutture che ghettizzavano assolutamente il paziente con gravi disturbi psichiatrici, e quindi in qualche maniera a livello ancora di opinione il termine malattia psichiatrica è una sorta di marchio infamante. E tanto è vero che ci sono ancora pazienti che avrebbero magari bisogno di un'assistenza super specialistica di tipo psichiatrico e che si rivolgono invece a figure considerate, diciamo, più dolci, meno infamanti, scusate il termine, ma questo è il pregiudizio che esiste, quale può essere lo psicologo clinico, il neurologo, che ripeto, però il neurologo si dovrebbe occupare di altre cose e identificare la quota di problematiche psichiatriche quando gli giungono alla sua attenzione, e poi metterlo in carico ai pazienti che hanno queste problematiche, e metterlo in carico ai servizi che assistono i pazienti psichiatrici. Professore, cos'è la neurologia? Devo correre purtroppo perché devo andare anche in pubblicità, poi sentiremo anche il sindaco. Come vede lei la neurologia nel 2025? Una grande tecnologia, intelligenza artificiale, di tutto e di più. Com'è la situazione del suo osservatorio importante, professor Sandrini? Dunque, le neuroscienze in generale, le neuroscienze cliniche di cui fa parte anche ovviamente la neurologia, rappresentano uno dei settori su cui vi è stata una evoluzione, direi quasi rivoluzione. Qualcuno ha parlato di rivoluzione copernicana, perché effettivamente l'introduzione di queste nuove metodiche di studio del cervello ha consentito di comprendere tante cose sul funzionamento del cervello che era assolutamente impensabile poter comprendere soltanto pochi decenni fa. E quindi è un settore estremamente interessante che ha avuto una grande evoluzione. Ripeto, c'è l'evoluzione anche si collega anche a una super specializzazione. Ormai nelle cliniche più avanzate c'è chi si occupa solo di una malattia neurologica, o prevalentemente di una malattia neurologica, perché questo è il destino di tutte le patologie in una società dove la conoscenza è ormai talmente approfondita su certe problematiche che è impossibile avere un tuttologo. Uno deve avere una visione completa per la sua specialità, e poi, quando è il caso, di mettere in carico il paziente a chi si occupa specificatamente di una patologia. Volevo sentire anche il sindaco Durigon. Io sono riuscita, grazie poi anche al medico di famiglia, ma è stata una tragedia, a fare un TSO a una persona
ero stata chiamata dalla mamma, cioè in diretta in televisione, se potevo chiamarla, che aveva un caso gravissimo. Come sempre io vado a verificare ed era non un caso gravissimo, drammatico, addirittura c'era un cappio pronto vicino alla casa di questo ragazzo. Però quello che ho visto sono rimasto impressionante, la burocrazia. Cioè non si trovava la carta, medico di famiglia, sindaco, il sindaco non arrivava, poi è arrivato, pensava di fare tutto lui, mancava il medico di famiglia, la Croce Rossa non riusciva a fare se non c'erano tutti i moduli. Cioè, ma ci rendiamo conto che veramente qualcuno bisogna che intervenga? Io non so se è ancora così, sono passati fortunatamente diversi anni, non ne ho più fatti, non ho più visto TSO, nel senso che ho assistito. Però mi sembra una cosa folle, ma una cosa... Cioè io ho iniziato alle 10 della mattina e abbiamo terminato alle 7 di sera per riuscire a portare questo povero uomo dove doveva essere portato ed essere curato. Prego. Ma allora io personalmente non ne ho ancora fatto una. Ma meno male per il sindaco. So che c'è un corso di aggiornamento la prossima settimana, ecco, che è organizzato dal centro studi, perché sono cambiate anche lì delle normative, sono cambiate delle regole e ci dobbiamo aggiornare anche noi sindaci. Quello che posso dire è che oggettivamente serve un medico che dichiari la cosa, perché il sindaco non può intervenire in tal senso se prima non ha un certificato medico che dà il via libera a fare questi SEO, oltre ovviamente all'autorizzazione dei familiari e tutto quanto quello che si circonda. Quindi può essere che tante volte sia un po' difficile farlo. Specialmente da parte del familiare. Esatto. Quella volta ho visto faceva molta fatica questa donna a firmare, però non c'era verso, bisognava fare questo, insomma. Sì, perché almeno quelli che ho conosciuto io tante volte sono derivanti, sono persone che magari fanno uso di farmaci e per X motivi magari rinunciano ad usare i farmaci, per cui poi vanno in crisi e lì spesso e volentieri il ricovero va fatto d'urgenza. Graziano da Marcon, vai Graziano. Allora vorrei chiedere sia al sindaco che al psichiatra. Io dal 1970 facevo il fattorino, aiutavamo i postini e ho certi cognomi e portavamo anche gli elenchi del telefono e ho tanti di quei cognomi che facevo il giro per Besse dove facevamo e certe persone dove si sono trasferiti anche qui in questo paese di Marcon. E cos'è? Salute mentale e poi sono andato in ospedale. Cos'è? Neuro, salute mentale o maestro o verità o realtà? Certo che non abbiamo capito niente, Graziano, guarda, veramente. Aspetta Graziano, aspetta, parla con calma, se no non riusciamo. Sei stato ricoverato al neuro o ho capito male? No. Facevi il fattorino? E ho tanti di quei cognomi che facevo il giro da fattorino e si sono trasferiti anche qui a Marcon, compreso uno che è sui scaffali e ho lavorato assieme a San Giovanni Paolo, ma dopo e visti anche articoli sul Gazzettino, chi è da neuro di più o da salute mentale, senza o di qualcos'altro. Grazie Graziano, guarda Graziano, io ce la metto tutta ma è veramente dura. Ecco, è meglio che andiamo in pubblicità, poi vediamo se riusciamo a capire, forse dalla regia si è capito qualcosa di più, perché che facevi il fattorino l'ho capito, che avevi tanti cognomi l'ho capito, ma dopo me l'ho fermato, non so, il sindaco e il professore, a Marcon abbiamo capito. Pubblicità. Siamo con Ivano Durigon, sindaco di Quinto di Treviso, col professor Giorgio Sandrini, collegato con noi da Verbania, già ordinario di neurologia. Avevamo anche Ute Medic, però in collegamento dalla Germania, speriamo, ma se no faremo un altro collegamento, vedremo come va. Allora, professor Sandrini, quello che però traspare ancora una volta, io le chiedo veramente la possibilità di capire,
ma bisogna ancora imbottire di farmaci queste persone? Io sto seguendo delle persone e le posso assicurare che inorridisco nel vederle dal mattino alla sera, che sono veramente stralunate da questa montagna di farmaci che prendo. Io mi domando come facciano andare a lavoro, guidano la macchina. Cioè, professore, ma cosa sta succedendo? Ecco, questi farmaci, vai da uno, ti ordina una cosa, vai da un altro, non va più bene quella cosa, te ne do un'altra, butta via tutto, quello che ha detto prima non andava bene. Professore, la prego, perché veramente sono casi drammatici. Oppure ho avuto una persona qui davanti alle telecamere, una donna di 40 anni, che ha detto 2 volte ha tentato il suicidio, professore, fortunatamente non è andata bene. Nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9, nella realtà non ho nessuno, sono mesi che nessuno risponde al telefono, nessuno viene a vedere se ho bisogno di qualcosa, devo fare delle visite, non ho i soldi per farle. Professor Sandrini, ma è drammatica la situazione o Mirella vede solo lei queste cose e tutto il resto è noia? Prego. Dunque, ho perso alcune parti perché c'era stato un problema sulla linea. Comunque posso senz'altro darle quella che in parte è un'opinione professionale, ma prevalentemente una opinione personale come persona che comunque ha lavorato per moltissimi anni nel settore sanitario e sta seguendo anche quella che è stata l'evoluzione del sistema sanitario in Italia negli ultimi anni. Sistema sanitario che è ovviamente strettamente collegato al sistema di assistenza sociale, in cui abbiamo detto c'è un ruolo veramente importantissimo da parte del volontariato. Vi è da dire, ed è stato anche ricordato in precedenza, che il sistema sanitario nazionale italiano è stato per tantissimi anni al vertice delle classifiche anche internazionali, considerato da molti anche un modello, con delle grosse differenze magari tra una regione e l'altra, ma comunque un sistema efficiente. Sicuramente il Covid poi ha avuto anche un ruolo importante nel accentuare la crisi del sistema sanitario nazionale. Vi sono delle problematiche molto importanti. Il Covid, non dimentichiamoci, ha prodotto il blocco delle assistenze considerate non urgenti, no? Quindi certi ricoveri non venivano più fatti, sono stati bloccati per diversi mesi gli ambulatori per le visite non urgenti. Vi fu una fase particolarmente drammatica che però durò anche per molti mesi, poi si ripeté nelle varie ondate. Sicuramente a questo momento di crisi grave dal punto di vista dell'assistenza che rappresentò la pandemia, si è aggiunto ed è diventato palese un problema di fondo. Il fatto che la programmazione, alludo ad esempio al numero di medici che sono necessari, specialisti in particolare, è stata fatta in maniera non oculata. Si deve considerare che se io decido oggi di aumentare il numero degli specialisti, per produrre uno specialista ci vogliono 11 anni, tra gli anni di medicina e gli anni di specialità ci vogliono almeno 10-11 anni. E quindi spesso la politica tende a guardare non così lontano, ma investire i soldi sui risultati a breve termine, perché sono quelli che poi appaiono più evidenti per chi deve votare. E questa è purtroppo una miopia che si paga poi in termini anche di livello di assistenza. I problemi sono tantissimi. Devo correre perché ormai siamo in chiusura, che ha mandato, e sono importanti queste foto, queste slide che lei ha mandato per far capire l'importanza di quello che stiamo parlando questa mattina, perché guardate che non è un problema da poco. Io vedo molte persone che hanno veramente difficoltà a relazionarsi, a socializzare, hanno problemi mentali non da poco. Qui cosa stiamo vedendo, professore?
No, questo riguardava un problema nel problema, perché se possiamo anche limitarci a questa foto, perché si è giustamente prima sottolineato il ruolo fondamentale che dovrebbe avere la famiglia. Dico dovrebbe perché purtroppo il ruolo della famiglia è stato fortemente ridimensionato. Si può dire che ci sono stati vari fattori che hanno contribuito in qualche maniera a creare una sorta di mondo alternativo. Qualcuno può obiettare e dice sì, però ci sono dei genitori che riescono a seguire la crescita del loro figlio e a monitorare tutti i momenti di questa crescita, che è una crescita difficile nella società odierna, perché ovviamente il bambino prima, perché ormai l'uso dei media dallo smartphone alla televisione, avviene in fasi precocissime e questo è sicuramente nella maggior parte dei casi dannoso, perché viene a mancare quello che era il controllo che prima la famiglia poteva esercitare sulla formazione del bambino. Perché il genitore dava al bambino tutte le informazioni necessarie per una sua crescita che potremmo definire tra virgolette sana. Adesso il bambino, non sono mai solo gli adolescenti ma anche i bambini, spesso entrano in internet dove non c'è più nessun filtro, o perlomeno sono molto difficoltosi i filtri. Si sta parlando adesso di rendere possibile scaricare certe app che danno accesso a immagini violente o con contenuti comunque non etici, se non vi è un assenso da parte dei genitori. È un problema molto grosso quello dei nuovi social, dei media, perché oltretutto la creazione di questo mondo crea anche dei valori nuovi. Il bullismo si pensa è il rovesciamento, no, del valore della protezione di chi ha magari qualche problematica, e invece la demonizzazione di queste problematiche. Quindi sicuramente l'avvento dei nuovi media, dei nuovi strumenti di comunicazione, quali sono i social, ha influenzato in maniera negativa quella che è la capacità di controllo da parte della famiglia delle problematiche del bambino, dell'adolescente. Grazie per aver spiegato anche l'attenzione che dovremmo dare a queste creature che da solo non si possono difendere, sono fragili. Ecco, questa nuova tecnologia che sta mandando in tilt i loro cervelli, ecco, non creano più, eppure sono dei creativi nati, perché poi li vediamo, se riusciamo ad ascoltarli, cosa riescono a fare. Grazie professor Sandrini. Allora andiamo a vedere invece questa raffica di furti a Quinto e dopo anche questo appello ai ladri proprio da Quinto, poi sentiremo anche il sindaco. Vi abbiamo trovato in pronto questa mattina chi ha camminato tutto sotto il porticato, abbiamo visto i piedi, e ha attraversato l'orto. Chi passai da signora confidante, vicina, signora Gina, lei invece si entrai, che ha fatto un buso sul portoncino e si entrai dentro. Però una volta dentro, ha trovato un'altra porta serata qua chiave e lei si è fermata a rinunciare e tornare in Rio. Solo l'abitudine di chiudere a chiave anche le porte interne ha evitato all'anziana signora Gina l'incontro decisamente poco gradito con la banda di ladri che da qualche tempo sta prendendo di mira Quinto. Siamo in via Meucci, a ridosso della Noalese, dove i malviventi sono entrati in azione verso le 3 della notte appena trascorsa. Negli stai i signori subito a casa dopo noi altri, da Katia, hai visti verso l'una e qualcosa. Lui era ancora su, si è accorto davanti la porta e si scampai. Poi si è messo che altra
però neanche l'anno ce n'hai dentro. Cioè praticamente si a studiare un po' le case. Stessa banda che, muovendosi molto probabilmente lungo lo Stiglia, più tardi ha tentato di entrare in un'altra abitazione, questa volta a Santa Cristina. Sono venuti verso le 4 di mattina, la seconda volta perché sono passati anche 10 giorni fa circa, e hanno provato a entrare in quella casa là dalla signora, poi sono entrati dentro la nostra stradina e il nostro vicino dalle telecamere che hanno ripreso ha visto che tentavano di scavalcare il cancello, però hanno sentito abbaiare un cane, per cui si sono spaventati, sono andati via, e hanno provato anche la prima casa all'ingresso della via. È la seconda volta che passano e quindi siamo abbastanza spaventati. Apprensione perché, tra l'altro, si è trattato di uno sgradito ritorno. 10 giorni fa hanno tentato di entrare verso mezzanotte dal mio vicino qui, ma è suonato l'allarme, e poi alle 4 della stessa notte sono ritornati e hanno provato ad aprire il portoncino d'ingresso, ma essendoci dei catenacci dall'interno, diciamo, non sono riusciti e sono scappati per lo Stiglia. Quella è una via di fuga abbastanza, essendo buio di là non si riesce a vedere niente. E anche se alla fine i ladri se ne sono sempre andati a mani vuote, tra i residenti di Vicolo Pesce, ma anche di via Meucci e dell'intero Stiglia, il sentimento è comune. Sono molto preoccupata, anche perché abbiamo un bambino piccolo, quindi veramente non si può stare tranquilli. Chiediamo di avere un po' più di controllo, perché è già la seconda volta che vengono, però non si è mosso nessuno. Devono intervenire le forze dell'ordine, ci vorrebbe una sorveglianza più continua. Adesso invece siamo rimasti così abbandonati a noi stessi, cerchiamo di tenere le luci accese la sera, ma non è che dobbiamo farci giustizia da soli. Allora, Sindaco Durigon, i cittadini molto chiari, la paura di uscire alle 17 del pomeriggio, ma la paura anche di stare a casa, la paura di lasciare la casa vuota perché arrivano anche adesso le sagre, sì, ma la paura... Io vedo che tutti rientrano a casa molto presto, io vedo questo, ecco, io mi muovo molto e vedo la realtà. Alle 19 di sera, alle 7 di sera, così più anima vive in giro, qui che rientra al lavoro dopo buio assoluto, prego. No, sicuramente è un problema perché a Quinto è stata battuta e anche i ladri ci hanno riservato un trattamento non indifferente, ma che vicino a casa mia sono passati più di qualche volta. Attraverso le telecamere si sono anche visti. È che ovviamente non è che c'è una volante che gira sempre continuamente, anzi spesso e volentieri arriva anche 5 minuti dopo, però nel frattempo questi si sono spostati da un'altra parte. Tra l'altro sono anche bene organizzati, hanno i loro giri che fanno tranquillamente, passano durante il giorno a controllare le vie di fuga perché si sono visti che poi... Ecco, quello che mi sento di dire è ai cittadini di segnalare le auto sospette. Da parte nostra entro fine anno aumenteremo il numero di telecamere perché spesso e volentieri questo diventa l'unico modo per bloccarli, cioè un controllo ferreo dopo che è successo l'evento, il fattaccio, vedere chi è passato di là con che auto, quindi con il controllo delle targhe, in maniera tale che serva alle forze dell'ordine per identificare chi sono. Certo che sulle sagre si fatica perché magari si sposta gente da altre realtà. No, certo, però... Ma senta Sindaco, ma sì. senta Durigon, senta, noi dobbiamo andare fuori di sta roba. Ma è mai possibile non impiegare la protezione civile? È lo stesso no, ma non lo può fare. È vero perché hanno deciso che sia così, ma la parola stessa, protezione civile. Io vado stasera alla sagra, però so che c'è questa protezione civile che gira e che mi sento un po' più sicura. No, perché la protezione civile non può mica fare questo. Allora la protezione civile ha in parte anche fatto il lavoro dei vigili del fuoco, ecco, quando ci sono determinati anche interventi esce la protezione civile, ma noi non siamo un intervento importante, Sindaco. Lo so che fa fatica lei a dire questo perché mi sembra che il suo partito abbia allungato molto su questo, ma la protezione civile deve fare la protezione civile, dovete dividere i ruoli, non lei naturalmente, non sto dicendo, sono sicuro che a lei farebbe solo piacere sapere che la protezione civile magari anche stasera gira tanto che le persone socializzano. Ma cosa ha combinato la politica, Sindaco? Dov'è che doveva mettere le mani e le ha messe nella maniera sbagliata? Facendo un minestrone non riusciamo più a capire, polizia forestale, non c'è più polizia forestale, sono rientrati tutti con le forze dell'ordine che non hanno i numeri, la protezione civile che deve fare i vigili anche del fuoco, i vigili del fuoco, cioè non ne possiamo più, Sindaco, però dopo vediamo che dove vogliono
i numeri escono per la sicurezza di qualcuno. Prego. No, ma allora la protezione civile attualmente ha dei compiti ben specifici e riguardano, diciamo, le calamità, quindi gli interventi quando succede qualcosa di particolare. Non ha il compito ovviamente di sorveglianza, quindi si limita, fa già un ottimo servizio in questo. Ampliare ad altro bisognerebbe cambiare le leggi in ogni caso, dopo, perché il controllo del territorio è delegato solo alle forze dell'ordine, quindi è come quando ci si chiede di fare delle ronde, non sono propriamente autorizzate se non nel fare del deterrente, di fare delle passeggiate. Allora, diciamo la verità, c'è una protezione civile pagata, perché qua si fa tutto di un'erba un fascio, è una protezione civile che fa volontariato puro, non è uguale, perché è facile dire protezione civile, calma. Sono due cose, è come il mondo del volontariato e le cooperative, sono robe diverse. Allora, protezione civile pagata, il ruolo che fa questa protezione civile è il volontariato che ci sono della protezione civile. Non le sembra che abbiamo bisogno anche noi di avere più trasparenza, più chiarezza, chi fa cosa, chi sono, il perché, come vengono remunerati, chi sono? Qui non si sa niente, protezione civile e via, esce la protezione civile, vai e fuori. E dopo vediamo i sindaci quando sul fiume è appronti e mi sanno da che parte girarsi. Guardi, la protezione civile, mi riferisco anche a quella di Quinto, sono tutti volontari, quindi ci sono anche altri gruppi che fanno protezione civile, sono volontari, sono regolarmente iscritti all'Anagrafe, però sono volontari, quindi noi dobbiamo solo ringraziarli per l'opera che fanno, perché si mantengono aggiornati, sono sempre pronti e disponibili. Poi c'è un'altra protezione civile. L'altra protezione civile, non so quando faccia il vento, però ripeto, quella che conosco io sono tutti volontari, quindi sono due realtà persone diverse. Squisite che dedicano tempo loro per sarebbe per il caso di fare chiarezza anche su questo, non lo dico al sindaco, e giustamente il sindaco Durigon non è lui che ha fatto queste cose, però visto il momento che viviamo, visto che le forze dell'ordine, quando sento un sindaco mi arriva un carabiniere, mi arriva un vigile, mi arriva un poliziotto, visto il territorio com'è quasi di tutte, sono anche Quinto non è un territorio proprio piccolo, sindaco. Sì, però è anche vero, noi abbiamo la compagnia Zero Branco che fa un ottimo lavoro, nel senso che ha la sua volante che gira, ci sono delle persone preparate che danno supporto, abbiamo anche degli stretti contatti in modo tale da diminuire anche i tempi di risposta e anche di ma sentite cosa dicono i cittadini, sindaco? Sì, forse magari non siamo nel numero adeguati rispetto a quello che attualmente adesso succede, perché obiettivamente quando c'è una banda di ladri che ormai insiste da 20 giorni nel territorio fra Quinto e comuni limitrofi, ripeto, bisogna trovare l'appiglio e riuscire a bloccarli, e dopo ci mettiamo quella certezza della pena, perché poi se ce li ritroviamo fuori dopo un mesetto e mezzo, 2, allora non abbiamo questo i numeri, è il lavoro suo, questo non arriva quindi la certezza della pena, intanto i cittadini poveretti dicono basta, non ne possiamo più, è la seconda, è la terza volta, veramente non ne possiamo più, e lei può fare quello che può fare, cioè il miracolo il sindaco Durigon lo può fare. No, miracoli no, ma si può implementare la videosorveglianza, si può fare tutto in modo tale da dare una mano alle forze dell'ordine, perché questo chiedono, però poi sono le forze dell'ordine che devono, diciamo i magistrati, tutta la giustizia italiana che deve dare seguito a quanto viene fatto dagli stessi. È meglio che ritorniamo al grande evento di queste settimane, sindaco. Allora questa sera, ecco, con quale messaggio vuole lasciare Sveglia Veneta, cosa vuole dire alle persone? Ecco, bisogna socializzare, bisogna uscire. Sì, no, allora i problemi sono tanti, se possiamo parlare per trasmissioni intere, no? Però è anche giusto adesso verso l'estate avere quei momenti di gioia e la felicità di stare assieme, di scambiare due parole col vicino, ma anche con i propri concittadini. Le feste, le sagre servono a questo, quindi a ritrovarci e a discutere, e anche magari lasciare alle spalle staccare proprio la spina, lasciare alle spalle un po' di negatività, essere un po' più ottimisti e avere un po' di positività nella nostra vita. Grazie veramente, grazie al sindaco Ivano Durigon. Professor Sandrini, con quale messaggio ci saluta? Microfono, professore. Sì, scusate, stavo dicendo che è difficile dare un messaggio, di solito il messaggio è un messaggio di speranza che uno desidera lasciare, e purtroppo viviamo in tempi in cui dare un messaggio di speranza diventa sempre più difficile, perché sia a livello internazionale che nazionale, locale, eccetera,
stiamo vivendo in un'epoca, qualcuno ha parlato di tempi incerti, di tempi difficili, è forse il termine esatto per definire quello che stiamo vivendo. E qualcuno ha anche sottolineato che non bisogna arrendersi, quindi si devono cercare, ovviamente nei limiti delle proprie possibilità, perché certe problematiche sono chiaramente al di sopra di quello che può essere l'influenza addirittura di uno Stato, no? Perché vediamo cosa sta succedendo a livello internazionale, ma anche a livello locale è importante uno spirito costruttivo. Mi pare che le parole del sindaco siano state assolutamente condivisibili. In Italia, dicevamo, c'è un grande sforzo da parte del volontariato, che è una ricchezza enorme a cui dobbiamo esprimere tutta la nostra riconoscenza, ma sicuramente ci vogliono ulteriori sforzi e il problema è estremamente complesso, non c'è una ricetta semplice per risolvere tutti i problemi che stiamo vivendo. Grazie veramente, grazie anche al professor Giorgio Sandrini, saluto Ute Merrick, non è stato possibile collegarci, ma eccola qua. Ute, ci senti? Non ti sento, Ute. Adesso sento, il collegamento era pessimo, non lo so perché, mi dispiace. Vabbè, dai, capita. Come ci saluti, Ute? Io vi saluto dicendo che ieri sera sono proprio stato su una festa come si fa a Quinto, come si fa dalle nostre parti, ed sì, sono d'accordo con il sindaco che diceva bisogna comunque stare insieme, essere positivi. C'erano perfino artisti italiani ieri sera, artisti di strada. Era veramente un momento molto bello, conviviale, e sono anche d'accordo, si va a casa con più leggerezza. Ecco, bisogna magari ritrovare un po' di leggerezza, anche se non è molto facile in questi tempi. Sono molto d'accordo con il sindaco, con le parole che ha detto prima. Quando rientri in Italia? Io rientro questa sera, ho il volo questa sera, Colonia, Venezia. Così parliamo un po' anche, perché adesso abbiamo anche la Giuseppina Cassaniti, Presidente Associazione Italiana Familiari Vittime della SAD, assieme all'avvocato Danilo Riponti, per cercare di capire anche cosa sta succedendo anche con gli autovelox, perché Giuseppina, l'ho sentita ieri sera, non è per niente d'accordo su quello che sta succedendo. Allora togliamo gli autovelox e dopo cosa facciamo? Dopo come fermiamo? Sentiremo la sua voce, sarà collegata con noi telefonicamente. Grazie ai miei ospiti, grazie, un grande abbraccio. Ute, ti aspetto. Pubblicità. Veramente grazie al dottor Alvise Montanari, chirurgo plastico all'Università di Padova, perciò capite l'importanza di ascoltare anche questo giovane ma bravissimo chirurgo per capire anche l'importanza di dove possiamo arrivare. Serve fare tante cose per rimanere giovani o bisogna invecchiare nella maniera giusta? Ma con qualche ritocchino io non dico di no, io non sono ritoccata, lo dico a qualcuno, perché qualcuno, ecco, poi il dottor Montanari dirà se è vero che basta che bevarda, cioè vede tutto, però io sono così, non sono ritoccata, che se qualcuno dice Mirella, no, è un dono di natura, ho preso dalla nonna, ecco, questa pelle che fa fatica a invecchiare fortunatamente, perché io starei qua, dottor Montanari, 400-500 anni, perché sto benissimo, mi piace molto, devo dire la verità, perché la vita offre veramente delle esperienze incredibilmente belle, anche quando tocchi il fondo poi ti rialzi e vedi che c'è un mondo meraviglioso. E saluto anche l'avvocato Danilo Riponti, parleremo con lui anche di sicurezza stradale, ma anche di chirurgia, perché diceva
l'avvocato Riponti che ci sono molte cause, capiremo anche bene e poi vedremo se riusciremo a fare questa telefonica con un'amica cara di Mirella che è la dottoressa Giuseppina Cassaniti, presidente dei italiane familiari vittime della strada, perché deve dire qualcosa anche lei, perché questo decreto sicurezza, questi autovelox che verranno tolti, e lei dice sì, e dopo cosa facciamo, come controlliamo, tante cose che non funzionano, questa Europa che fa fatica a legiferare su quello che a noi sta molto a cuore, ma non solo a noi, penso a tutta l'Europa, a quelli anche i familiari, questi ragazzi che adoperano le motociclette, questo airbag obbligatorio che non riesce ad arrivare, sentiremo tante cose. Però iniziamo proprio dal dottor Alvise Montanari. Allora, dottor Montanari, abbiamo visto Bezos, la sua compagna, adesso moglie, ecco questo esporre della propria bellezza, non solo lei ma tutti questi VIP, ecco naturalmente non le faccio una domanda difficile, ma dove può arrivare la chirurgia plastica nel 2025? Allora, la chirurgia plastica può arrivare veramente oltre ogni immaginazione, perché allora, la chirurgia plastica è una chirurgia che, come definizione, è una chirurgia abbastanza recente nel novero delle varie chirurgie specialistiche. In realtà però è una chirurgia che fonda le sue basi nel 600 a.C. ancora. Noi alcuni interventi di chirurgia ricostruttiva che facciamo ora sono stati elaborati dagli indiani ancora nel 600 a.C., quindi è una storia lunghissima. Ovviamente vediamo che riguardo la chirurgia estetica magari dal primo, secondo dopoguerra è diventata una cosa molto più comune. Prima forse in altri paesi, adesso vediamo che anche in Italia sta diventando molto richiesta, sempre più praticata e ovviamente anche noi ci troviamo spesso diciamo a dover mediare tra delle richieste che diventano a volte sempre più sia difficili sia forse eticamente discutibili a volte, e con effettivamente quello che possiamo, quello che la tecnologia, la scienza, il progresso ci permette in effetti di dare, di garantire, di dare buoni risultati. E la cosa che mi preme più dire è che questo ricorso, questa richiesta di ricorso alla chirurgia plastica non deve essere né eccessivamente incentivato o diciamo copiato da alcuni esempi, da alcuni modelli, ma neanche stigmatizzato, perché è molto importante, appunto, lei come diceva si trova bene su come si vede, ha avuto anche degli ottimi geni, che sono la cosa più importante di tutti ovviamente, ma lì è un po' una vittoria della lotteria della genetica, che è fondamentale, però non tutti sono così fortunati. Ma la cosa fondamentale è vedersi bene con avere diciamo una parità tra come ci si sente e come ci si vede. Quando come ci si sente e come ci si vede inizia a esserci una discrepanza, è lì che in effetti la chirurgia plastica ha un effetto, una funzione benefica, sia dal punto di vista psicologico che anche funzionale. Dottor Montanari, cos'è il bello per un chirurgo estetico? Cioè, cosa vede il chirurgo estetico per dire bello? Vede l'intervento che è riuscito molto bene o vede il bello anche di questa persona che quando si guarda allo specchio dice magari finalmente? Allora, questa è una bellissima domanda e non è una domanda semplice da rispondere, perché allora, tutti noi chirurghi come persone normalissime abbiamo dei nostri gusti personali, quindi delle preferenze. Poi ci sono le preferenze effettivamente del paziente, quindi i suoi diciamo desiderata, i suoi desideri, come vorrebbe vedersi, come si sente che dovrebbe essere il paziente, e poi ci sono effettivamente, e non si possono negare perché sono cose che noi studiamo, effettivamente dei canoni di bellezza, diciamo, che non sono scolpiti nel marmo, però effettivamente rispecchiano, si modificano di poco nel tempo e rispecchiano la sensibilità corrente, diciamo, della società. Quindi noi come chirurghi dobbiamo fare un bilancio tra queste cose, perché per noi è quasi impossibile chiederci di fare qualcosa che noi personalmente non crediamo che sia bello secondo i nostri gusti. È molto molto difficile. Dobbiamo poi ovviamente rispettare per quanto possibile
i desideri del paziente e in più tenere conto che effettivamente ci sono degli standard di bellezza a cui dobbiamo cercare di attenerci. Quindi il nostro concetto del bello, diciamo, e di un buon risultato è in qualche modo una mescola e un equilibrio tra questi tre punti di vista. Una mediazione, sì. Allora, sentiamo cosa ne pensa l'avvocato Riponti, perché se l'intervento va male faccio causa, faccio ricorso. Come vede lei la situazione e quante persone appunto danno la colpa magari al chirurgo che non c'entra niente, ma sei tu che devi anche capire fin dove puoi arrivare, cosa puoi chiedere. Ecco, se hai nei geni, se i geni risponderanno bene o se i geni risponderanno male. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno Mirella, il tema è molto interessante perché investe per certi aspetti il tema della malpractice medica che diventa, Avvocato, deve guardare le telecamere. Che diventa nell'ambito della chirurgia estetica particolarmente delicato. Perché? Perché l'attività chirurgica genera potenzialmente delle lesioni sul corpo dell'uomo, però quella attività che il chirurgo pone in essere è un'attività finalizzata alla tutela di un diritto fondamentale che è il diritto alla salute. Orbene, il diritto alla salute è una scriminante che opera nel mondo del diritto e opera escludendo la possibile contestazione di determinate condotte ritenute magari imperfette, ma finalizzate soprattutto a conservare quel bene fondamentale, bene costituzionale, che è la salute del paziente. Nell'ambito della chirurgia estetica, il diritto alla salute c'entra molto relativamente, perché in realtà c'entrano quei desiderata, quel migliorarsi dal punto di vista complessivo dell'immagine estetica, che poi si riflette anche nella psicologia del soggetto, ma tutela della salute in senso stretto non vi è, se non in senso veramente lato, poco accolto oltretutto dalla nostra giurisprudenza. Per cui se l'intervento non funziona esattamente secondo quelli che sono i desiderati e le aspettative della parte, si è messo la mano sul corpo di una persona provocando delle lesioni non scriminate dal diritto, dalla tutela del diritto alla salute. E quindi vedo ampi spazi sia per quanto riguarda contenziosi civili ma anche per contenziosi penali, perché è un'attività potenzialmente lesiva, dice la Corte di Cassazione. Però quello che vediamo è che ci sono questi studi medici che veramente non potrebbero fare certi interventi, non sono all'altezza come strumentazione ma anche come autorizzazioni fare questo. Eppure io dico, avvocato Riponti, è qua che non riesco a capire, cioè la persona che vuole fare questo intervento perché costa poco, perché sono cifre che veramente posso permettermi, ecco, che si dimentica anche della sicurezza, nonostante l'informazione ci sia, però mi fido. Ecco, questo fidarsi a volte ci lasci la pelle. Ma come queste persone riescono a contattare questi studi medici, per modo di dire? Ma abbiamo sentito anche con chirurghi già indagati, anche condannati. Possibile che qualcun altro non dovrebbe arrivarci a vedere se è tutto in regola, ecco, e fermare, perché veramente poi muoiono giovani pazienti? Questo senz'altro. Tuttavia tendo a sottolineare e evidenziare che questa ricerca di situazioni un po' anomale, di scorciatoie dal punto di vista medico, è un qualche cosa di patologico, secondo me, è un qualche cosa di molto grave. Quindi da un lato bisognerebbe operare sulle persone, sull'educazione delle persone, sulla consapevolezza che l'attività di tipo medico, l'attività di tipo chirurgico è un'attività che si trascina dei rischi pazzeschi. Il rischio anestetico rianimatorio è un rischio terrificante. Io ho lavorato molto con i medici, dei quali apprezzo in moltissimi casi delle professionalità raffinate, oserei dire. Ma guardate che proprio per avere studiato con loro
le tecniche di anestesia e di rianimazione. Vi dico che piuttosto che fare un intervento chirurgico dovrei proprio trovarmi di fronte a una situazione di salute imperativa che non mi dà alternative, perché i rischi sono molti. Pensare di contemperare, di mettere sullo stesso bilancio, ecco, una esigenza di un ritocchino estetico col rischio di una pratica di anestesia e di rianimazione è un qualche cosa che dal mio punto di vista esige anche proprio una formazione culturale delle persone, perché bisogna rendersi conto che abbiamo delle grandi disparità di valori in campo. Poi d'altro canto è anche giusto, come dicevi tu in precedenza, che ci sia un'attività di monitoraggio stretta da parte delle istituzioni delle forze dell'ordine per l'esercizio abusivo della professione, perché la professione medica è una professione importantissima, rigorosamente disciplinata, ma è una professione che è anche regolamentata da un punto di vista civile e penale, oltre che deontologico, disciplinare, e bisogna vigilare affinché non vi siano casi di esercizio abusivo. Nel mondo della chirurgia estetica, proprio per le tematiche che dicevi tu, è un mondo particolarmente pericoloso da monitorare con stretta attenzione. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Ciao Mirelle, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, anch'io sono una fortunata dalla pelle bella nonostante l'età che è molto più alta della tua, ma francamente preferirei, se avessi potuto scegliere, cioè su altri punti di salute essere più fortunata, ma chiudo la parentesi. Allora, io sono dell'idea, è un mio parere proprio personalissimo, che per quanto ognuno può fare esattamente quello che vuole del suo corpo e dei suoi soldi eccetera, però per quanto sia il cosiddetto intervento plastico ben riuscito, la mia riflessione è che per me sono tutti mal riusciti, perché vedi questa pelle giovane del viso, poi il collo invece, le mani dimostrano tutt'altra età, quindi mi sembrano un po' tutti dei piccoli Frankenstein. Non parliamo poi delle labbra, queste labbra tutte così gonfiate che hanno di impersonale e anche un po' di falso, di non vero, perciò per me la persona ne perde sempre. Ultimissima cosa, suggerimento, riflessione più che suggerimento, di quei soldini lì, mi scuso con il dottore che fa questo lavoro, ma tanto di lavoro ne avrà sicuramente tantissimo essendo così bravo. Date da mangiare a chi ha fame e per me vi verrà una pelle così luminosa che vi piacerete sicuramente molto di più. Grazie infinite per l'opportunità e buona giornata. Io vorrei lanciare una freccia a favore di Bezos, perché a quello che ho sentito ha fatto delle donazioni molto molto importanti, non solo per l'arte, la bellezza e la cultura, ma anche per aiutare molte persone in difficoltà. Perciò va anche detto quello che va detto, perché è giusto che chi ha tanto pensi anche a quelli che hanno poco, e questo, devo dire la verità, almeno questo mi è arrivata, questa notizia dal mondo del volontariato. Sappiamo sempre in anticipo cose che magari in altri non sanno, perciò fa piacere sentire questo. Prego, dottor Montanari, soprattutto il collo, diceva, il viso è bello ma collo e mani sono un altro discorso. È così difficile intervenire sul collo, professor Montanari? Allora, è un po' più difficile, nel senso che, per due motivi in realtà. Nel senso, il viso, di solito siamo sempre portati, siccome è la prima cosa che vediamo, a prendersi più cura del viso. Nel viso, le ragazze, ma anche i ragazzi adesso che non stanno recuperando terreno, fin dalla giovane età si mettono creme, se lo proteggono con la crema solare, sono magari più predisposti a fare, non interventini, ma procedure di medicina estetica come punture di Botox, biorivitalizzanti, prendersi cura. Il collo viene un po' trascurato finché appunto con l'età si vedono le rughe, diciamo, che cominciano a cadere. In realtà il collo è esattamente come il viso, anche il collo si fa il lifting cervicale del collo, in cui viene appunto tirato, rimossa la pelle in eccesso e diciamo tirata la pelle che rimane. Stessa cosa per le mani, anche per le mani generalmente non si fanno interventi chirurgici sulle mani perché le cicatrici sono più visibili, però anche le mani si possono appunto fare dei biorivitalizzanti, dei filler. Però io vorrei un po' sottolineare questo concetto che
generalmente anche per i pazienti è difficile che un paziente voglia rifarsi completamente da capo a piedi perché diciamo vuole ingannare se stesso o qualcun altro per avere 20-30 anni di meno. Può succedere. Però generalmente hanno qualcosa che può essere lo sguardo, può essere il naso, può essere una ruga di più nella guancia, un po' di pelle pendula nel collo, qualcosa che gli fa scattare una sorta di malessere, che iniziano a focalizzarsi su quello, a dire non mi vedo così, a essere molto, a volte anche a perdere un po' di confidenza nel come affrontano le cose, ed effettivamente fare questi interventi gli restituisce questa confidenza in se stessi, riallinea un po' come si sentono, come si vedono. Quindi sì, ci possono essere dei casi in cui un paziente vuole rifarsi completamente, ma fidatevi che generalmente non è così. C'è qualcosa nello specifico che a questo paziente dà fastidio, che non si sente come si vede, ok? E quindi che noi effettivamente possiamo agire per aiutarlo. E un'altra cosa importante appunto che non siamo, che anche prima mi ha chiesto per il bello, non è il chirurgo che si propone, che si fa avanti, che dice ma secondo me dovresti farti questo, dovresti farti quello, ma è come posso aiutarla, in cos'è che non si vede bene. E quindi è un percorso che si fa assieme al paziente in cui a volte anche noi dobbiamo portarlo a dire di no, dire magari guarda questo non ne vale la pena perché probabilmente le tue aspettative sono troppo alte. Altre volte invece diciamo no, guarda questa è una cosa che si può fare, se ti fa star meglio noi possiamo farla. Allora, Avvocato Montanari, quello che lei ha detto lo condivido proprio al 100%, però vedo che la vecchiaia fa paura. Fa paura invece di diventare un'opportunità di capire veramente chi sei guardandoti allo specchio, diventa un problema anche ossessivo, come ha detto lei, questa pelle che cade, questo viso che non mi riconosco più. Ecco, invece un'opportunità di capire che sei una persona che con gli anni sta cambiando anche la finosomia, e non è detto che per forza quello specchio, quando tu vedrai quello che vuoi realizzare, ti dirà la verità. Perché poi quell'intervento passerà, non è che duri in eterno, o sbaglio, dottor Montanari? No, quasi nulla è come i diamanti, nulla dura, dura per sempre. E anche questa è una cosa molto importante che noi spieghiamo ai pazienti, perché diversi interventi hanno durate diverse nel tempo e durate previste diverse. Quindi appunto ci sono le cose diciamo meno invasive che durano anche di meno, che quindi anche dopo magari qualche anno non si vedono più risultati oppure ritorna com'era, interventi invece un po' più aggressivi, ok? Che però durano anche 10, 15, 20 anni, dipende. Allora, è vero questo, il discorso dell'invecchiamento, però è anche vero che secondo me se vediamo la società, probabilmente anche adesso si invecchia, però si tende, se vediamo anche come attività sia lavorativa che di hobby, che di relazioni, secondo me si rimane sempre più giovani anche invecchiando rispetto a una volta. Questo è il mio parere. E quindi la vedo anche come una cosa naturale, che essendo adesso comunque fino in tarda età più attivi, anche si lavora più tardi rispetto a una volta, si va in pensione sempre più tardi, nel senso, esatto. Io in primis non so quando andrò in pensione, perché di sto passo chi lo sa. Esatto. E quindi secondo me è anche una cosa naturale che uno è portato, essendo più attivo, anche a volersi vedere o a percepire questa distonia tra mi sento attivo, mi sento più giovane di quello che appaio. Molto chiaro. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io ammiro la chirurgia plastica perché penso a dei bambini deturpati, a chi ha avuto ustioni, cioè ben venga, perché ci sono dei casi che veramente c'è una ricostruzione nel tempo, delle volte guardo a tarda sera proprio delle malformazioni genetiche che riescono a fare dei miracoli, veramente miracoli. Poi per quanto riguarda la chirurgia estetica, io sono per la chirurgia estetica con un po' di parsimonia, cioè nel senso una persona che magari ha un bruttissimo naso perché non si sente a suo agio,
Io ho 2 mie amiche che se l'è fatta ancora da Ponti, che era un illustre a Roma, e devo dire hanno acquistato insomma fascino perché aveva dei nasi molto importanti. Però io credo le orecchie, cioè tutte quelle cose che ti fanno vivere la tua esistenza in malo modo. Però io abito a Padova, centro, vedo delle brutture, dottore, delle brutture. C'è una signora che abita davanti a casa mia, che io la conosco così come vicinato, buongiorno, come va, è finita lì. Io non la riconosco più, lei mi saluta e io, avrà 10 anni meno di me, io sono diversamente giovane come dice Mirella. Io sono rimasta impressionata, le sopracciglia, la bocca, i zigomi, cioè io veramente, allora mi chiedo, ma una persona non si guarda allo specchio? Perché al di là del parere mio o di qualcun altro che gliene può fregare di meno, e a me una può andare via anche con una pianta in testa, a me non interessa, però rimango veramente sconcertata di fronte a certe cose. Questo è un esempio. Ho visto la settimana scorsa una bellissima ragazza, ma veramente bella, avrà avuto 25 anni, con sta bocca a canotto. Dottore, io credo che la natura ci fa col DNA la somiglianza della mamma, del papà, della zia, della nonna, però abbiamo anche dei tratti che ci ricordano la nostra famiglia. Io adesso che sono più anziana, diciamo così, non ho mai assomigliato a mia mamma, però adesso con l'età somiglio a mia mamma. Chiedevano se mi aveva adottata perché non assomigliavo per niente. Cioè io credo che c'è anche un legame che ti porti nel tempo. Dopo, ripeto, è sempre il parere mio, però io seguo anche sti casi per l'avvocato che veramente, cioè, lì è leggerezza però avvocato, perché io capisco che se uno ha 2.000 euro invece che 10.000, faccio così un tot di budget, e va in Africa a farsi il lifting e poi rischia la morte, la liposuzione. Allora io credo che la liposuzione ben venga in certi casi, però fate un po' di ginnastica. Sandra, devo chiudere, se no non ce la faccio, hai detto tante cose, poi ti risponderemo. Grazie veramente Sandra di quello che hai detto. Avvocato Riponti, il problema però ce l'abbiamo anche con gli incidenti stradali, queste persone che veramente dopo un incidente stradale si vedono completamente diverse da quelle che erano. Addirittura poi chiedo alla regia di preparare le immagini, voglio farle vedere anche al dottor Montanari di Fulvio Marotto, che metteremo anche alla fine della trasmissione, per far capire quanto è importante la gioia di vivere, la voglia di vivere, nonostante tutti e nonostante tutti. Però la politica e la legge non è che sia molto a favore di questo. Prima di vincere una guerra devi fare delle battaglie incredibili, nonostante sei dalla parte della ragione. Poi se hai un ottimo avvocato, magari dalla parte del torto passi dalla parte della ragione. Come diceva il dottor Montanari, è una questione economica, chi più spende più fortuna avrà di riuscire a farcela da colpevole a innocente. Com'è la situazione? Dunque, anzitutto sul primo tema, Mirella, devo dire che i chirurghi plastici nel caso delle vittime della strada svolgono un ruolo meraviglioso, straordinario, restituiscono alla vita, hanno un ruolo assimilabile a quello dei medici che curano proprio le ferite, perché la chirurgia plastica serve moltissimo per ritornare in quello stato di equilibrio gioioso, vitale, quoante, sinistro. E quindi io ho imparato ad apprezzarli, anche una nostra ascoltatrice lo ha detto, ho imparato ad apprezzarli soprattutto su quel versante. Penso
penso poi a tutto il ruolo che hanno nelle molteplicità dei conflitti in cui bambini, persone inermi finiscono sopra le mine antiuomo. Pensiamo al lavoro che fa meraviglioso il QAM di Padova, che supporta anche questo tipo di interventi. Credetemi, si tratta di interventi straordinari, di una umanità e di una importanza per la psicologia dei soggetti. Per quanto riguarda la tematica del mondo del diritto e della sicurezza stradale, ci troviamo di fronte a costanti temi di approfondimento spesso ardui, ma perché è il tema della sicurezza stradale, che è un tema sistemico, che è sempre più complesso. Per esempio, tradizionalmente noi eravamo abituati a considerare l'uso delle sostanze stupefacenti, delle droghe e l'abuso degli alcolici come fattori importantissimi, preponderanti nella eziologia dei fatti criminosi connessi alla circolazione stradale. Adesso abbiamo un nuovo killer, per esempio, da qualche anno lo smartphone. Mirella, lo smartphone è una causa di sinistro che sopravanza da un punto di vista statistico l'uso delle droghe, che è molto più limitato anche dal punto di vista dell'incidenza proprio fattuale, e l'abuso degli alcolici, perché lo smartphone è diventato una cattiva pratica che viene esercitata anche con accesso ai social durante la guida. Una cosa assolutamente criminale, una cosa gravissima. E credetemi, l'incidenza di questo fattore, che deve essere contrastato anche con strumenti normativi, un po' si è anche cominciato, l'incidenza di questo fattore sta diventando qualcosa di assolutamente pazzesco. E allora il mondo del diritto è sempre più lento ad adeguarsi, a prevedere e a sanzionare la realtà fattuale della vita dei consociati. E il mondo del diritto spesso rincorre benino, qualche volta molto bene, raramente molto bene, più spesso rincorre male, e quindi ci troviamo delle norme che non sono strettamente adeguate a presidiare i diversi temi. Il fattore recente, anche un po' per certi aspetti imbarazzante e grottesco, degli autovelox ne è la riprova. Abbiamo visto che è ben vero, gli autovelox e tutte le tipologie di rilevatori di velocità si prestano a molte considerazioni. Ci sono molti detrattori che dicono serve per fare cassa ai comuni e non ha una finalità di sicurezza stradale. Io dico, deve essere utilizzato come una medicina, deve essere utilizzato quando serve, dove serve, ma come la medicina, se utilizzato bene, è molto utile. Adesso si è creato questa grossa querelle che lascia degli spazi vuoti. Ne parlavo anche con Pina Cassaniti. Non riusciamo a collegarci stamattina. Mi spiace, la Pina Cassaniti è la presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strada, della quale mi onoro di essere amico prima che consigliere. Ed ha un po' il carattere della nostra Mirella, la Pina Cassaniti, perché è una passionaria, è una donna che purtroppo ha subito la morte sulla strada di una figlia, e questo fatto ha polarizzato ogni essenza del suo essere con lo scopo di prevenire. Fermo avvocato, perché abbiamo la Cassaniti, siamo riusciti a fare il collegamento. Ciao Presidente, come stai? Insomma, come le vecchierelle che non si arrendono. Ciao Pina. Ciao. Allora Presidente, cosa vuole dire? Stavamo parlando appunto di questi i congegni formidabili che fanno rallentare, anche se dopo riprendono, che sono gli autovelox. Io so che tu vuoi dire qualcosa di importante, perché togliamo gli autovelox e dopo vai Presidente. Sì, voglio dire questo, che allora quando si sottopone all'attenzione una misura di controllo bisogna vedere e si ritiene che deve essere modificata, oppure si fa in modo che i prefetti chiudano gli autovelox, bisogna prevedere che cosa
ci deve essere in sostituzione, perché il controllo, come la formazione, noi parliamo di formazione responsabile del conducente, ma non è solo del conducente, dovrebbe essere anche di coloro che gestiscono le istituzioni, perché ciò che fanno le istituzioni a livello centrale cade come forza di trascinamento nella società. Se c'è una visione un po' superficiale nelle decisioni, è chiaro che superficiale sarà anche il comportamento dei cittadini impegnati nella mobilità. Quindi ci deve essere una riflessione forte su quello che è il proprio ruolo, sia quando si guida e sia quando si decide nelle istituzioni. Quindi bisogna avere chiaro, secondo me, l'obiettivo da raggiungere, e quindi quell'obiettivo prevede determinati interventi nei diversi settori che sostengono la prevenzione, e gli interventi sempre devono essere commisurati all'obiettivo, quindi deve essere monitorato il raggiungimento dell'obiettivo, in maniera tale che se durante il percorso si riscontra che non si sta raggiungendo quella riduzione percentuale prevista, bisogna modificare gli interventi. Quindi ci deve essere veramente una passione, un impegno serio per il proprio ruolo. Non ci può essere una cosa detta, ecco, gli autovelox sono per fare gas, gli autovelox se non sono omologati devono essere chiusi, e se la situazione è così io vorrei sapere che cosa sostituiscono al posto degli autovelox. Quindi ci vuole una grossa consapevolezza della responsabilità che le istituzioni hanno allorquando si agisce su una situazione di perdita di un diritto essenziale, che è il diritto alla vita, il diritto alla salute. Ecco, questo Senti, è Presidente, prima ho avuto collegata dalla Germania una mamma che ha perso il figlio in un incidente stradale UTE, la quale ha detto era in Germania, e precisamente a Colonia, ha detto: qui in Germania gli autovelox sono nascosti, non si vedono. Qui in Germania se ci sono i 30 all'ora si va a 30 all'ora, nessuno suona, nessuno si dispera. Quando arrivo in Italia è il caos totale. Allora cosa servono gli autovelox, diceva lei, se si vedono? Qui nessuno deve fare niente, tu non ti comporti e non vai alla velocità giusta e ti arriva la multa, ma tu non la vedi perché sono nascosti. Qua facciamo tutto l'incontrario. Cioè, avvocato, ma veramente stai in linea, Giuseppina? Avvocato, ma siamo proprio sempre noi quelli. Poi il sindaco di Quinto diceva: sì, però quando questi della Germania arrivano in Italia non vanno a 30 all'ora di sicuro e si comportano in maniera sbagliata. Bisogna dire anche questo. Allora, avvocato, così ci colleghiamo a Giuseppina. Io vi spiego quale sarebbe la ratio virtuosa di questa logica di segnalare gli autovelox prima, e sarebbe quella di valorizzare il fattore di dissuasione, non il fattore di sanzione. Il problema è che purtroppo la sicurezza stradale va insegnata, va trattata come una materia di formazione dell'educazione civica, perché altrimenti ci si trova di fronte a dei paradossi. E invece che dissuadere, rallenta per un piccolo tratto monitorato la condotta del potenziale criminale stradale, il quale subito dopo aver passato l'autovelox, di fronte al quale per il timore della sanzione va a 40 all'ora o a 30 all'ora addirittura, se quello è il limite, e poi accelerano violentemente. Quindi abbiamo diciamo una aberrazione di quella che era la finalità della legge, di educare e dissuadere, e che di fatto viene vanificata, e abbiamo comportamenti pericolosi che io dico sempre dovrebbero essere monitorati anche quella che è la soluzione. Uso un'espressione inglese perché la criminologia attribuisce a questa espressione un valore molto preciso. Io non amo moltissimo l'inglese, mi piace l'italiano, a me il latino anche. Però questa espressione di law enforcement vuol dire che ci devono essere le forze di polizia anche là, che non possiamo affidare il tema complesso della sicurezza stradale, ma della sicurezza in generale, non possiamo delegarlo soltanto a presidi meccanici. Abbiamo bisogno di law enforcement, perché quando c'è la pattuglia che fa il suo dovere, tutti in coda, tutti vanno per bene, e la pattuglia presidia la sicurezza stradale ma anche la sicurezza in generale, furti, rapine, comportamenti violenti. Poi c'è il problema della scarsità delle forze di polizia, però credetemi, la presenza sul campo degli operatori sarebbe molto importante. Allora, Giuseppina Cassaniti, ecco, con quale messaggio ci lasci, ecco, cosa vuoi dire soprattutto a questo governo, secondo te, visto il decreto sicurezza è passato? Prego, Giuseppina.
Guarda, cosa dire? Quello che diceva Danilo Riponti, che è necessaria la formazione, quello che dico io, la formazione non è soltanto formazione di coloro che guidano, che sono impegnati nella mobilità, cioè degli utenti della strada. La formazione deve essere questo impegno a riconoscere quello che siamo noi, anche quando decidiamo nelle istituzioni. Secondo me è centrale la funzione delle istituzioni, cioè noi abbiamo delle persone che devono garantire i diritti essenziali, diciamo, abbiamo eletto delle persone che debbono garantire i diritti della persona. Siamo in uno Stato di diritto e democratico e non uno Stato totalitario, uno Stato di diritto e democratico che ha come obiettivo quello di garantire i diritti umani. E allora veramente ci deve essere questa passione per il valore della vita in questo caso, e bisogna avere una visione elevata del ruolo che abbiamo, perché è fondamentale, cioè proprio è una dimensione etica, perché alla base del nostro impegno nel mondo ci sta proprio il rispetto della vita, perché noi siamo esseri che continuiamo la vita, noi siamo degli anelli di una catena che si chiama vita, e quindi su questo fatto dobbiamo riflettere, a partire, ripeto, sempre da coloro che decidono, perché certamente bisogna vedere che cosa vogliamo fare, che bisogna monitorare gli obiettivi, bisogna avere un obiettivo da raggiungere e bisogna monitorare gli interventi fatti per raggiungere quell'obiettivo. L'obiettivo deve essere, come si dice, la chiave di orientamento di qualunque nostra azione. Ecco, questo. Per esempio attualmente ci sono i prefetti che essendo prevalso con il decreto dell'11 aprile 2024 del ministro Salvini che gli autovelox devono essere omologati, i prefetti hanno chiuso gli autovelox che non sono omologati. Ci sono diverse indicazioni che non vanno nella direzione giusta. Per esempio ci sono anche l'autorizzazione, diciamo, cioè si deve tenere, certamente questo va bene, anche tenere presente il parere dei prefetti, ci deve essere un collegamento tra il sindaco e i prefetti, eccetera, ci deve essere, ma ci sono per esempio le nuove distanze minime e limiti più rigidi, introdotti limiti precisi tra segnaletica e dispositivi, minimo 1 chilometro e tra un autovelox e l'altro fino a 4 chilometri in autostrada, oltre a soglie minime di velocità sotto cui i dispositivi non possono essere attivati. Quindi c'è per esempio se è 110 l'indicazione, diciamo, della velocità sulle strade, il dispositivo viene abbassato a meno 90 per esempio, cioè meno 20. Sono delle cose che non vanno nella direzione giusta. Sono d'accordo con te, Presidente, ti ringrazio di questa telefonica che hai fatto con noi, veramente grazie anche per aver organizzato dal 10 al 13 luglio presso il Parco del Sile questa festa delle associazioni. Grazie a questa associazione, veramente grazie Presidente per pensare non solo alla Sicilia ma a tutta l'Italia, mettendoti in gioco e facendo delle cose importanti con le associazioni di volontariato che sono quelle che rispondono sempre e subito ai problemi dei cittadini. Grazie veramente Giuseppina Cassaniti, grazie di cuore e buona giornata. Ciao Pina. Allora andiamo a vedere adesso, così commentiamo poi con il dottor Montanari, anche Fulvio Marotto, questo uomo che se all'improvviso come Bebe Vio purtroppo si è visto troncare le gambe, poi le mani, il naso, la milza, eppure la voglia di ricominciare, dottor Montanari, la voglia di vivere. Io in questa carrozzina non ci sto, non devo esserci. Guardiamo il filmato di Fulvio Marotto. Ecco, guardate cosa fa. Guardate, lui nuota, guardi dottore, si crea le protesi, se le crea lui, era un carrozziere, faceva il carrozziere, guardate, lui dice che le sue protesi sono le migliori del mondo, ha veramente anche creato un calzino per non sudare perché la protesi non si faccia male, ma siccome costa poco il calzino di Fulvio non va preso in considerazione, bisogna vendere quello che costa 20 euro perché il business è quello, però lui continua perché ha la voglia di vivere. Ecco, riuscire a mettere in piedi una persona come Fulvio che dà l'esempio a tanti altri che magari hanno perso la speranza e veramente la chirurgia cosa può fare? Lui vuole un naso, perché non ce l'ha il naso, è un pezzo di ferro
però lui è titubante perché vorrebbe lui creare il naso, invece deve affidarsi anche a voi, o sbaglio, dottor Montanari? Ecco, dica qualcosa a Fulvio che sicuramente guarderà la trasmissione. Beh, allora, sono contento anche per questo mi dà modo di ricordare appunto che la chirurgia plastica non è solo chirurgia estetica, come abbiamo detto prima, ma anzi, quella è una parte molto limitata della chirurgia plastica. Noi ci occupiamo di ustionati, chirurgia ricostruttiva, chirurgia del seno, chirurgia della mano. E tra l'altro a Padova ci occupiamo direttamente anche di creare nei pazienti che devono essere amputati dei monconi, noi li chiamiamo monconi intelligenti, che sono dei monconi praticamente d'amputazione che con le giuste protesi permettono di ricreare una sorta di sensibilità, di stimolo recettivo nel cervello. E sì, questi sono gli interventi che forse ci danno anche più soddisfazione in generale, appunto restituire la funzionalità perduta. E appunto anch'io stanotte ho fatto le due riattaccando due dita a un paziente che si era lesionate sul lavoro, e quindi sono interventi che, per quanto meno glamour, diciamo, meno conosciuti della chirurgia plastica, ma sono quelli che ci danno tantissime soddisfazioni, e anche dove la tecnologia riesce anche lì a darci delle opzioni sempre migliori e sempre più all'avanguardia. Appunto ci sono delle protesi adesso che ridanno la sensibilità praticamente dell'arto che non c'è più, che sono delle cose inimmaginabili fino a pochi anni fa. Infatti lui ha creato, è l'unica persona al mondo senza mani e senza gambe ad avere la patente della motocicletta, l'unico al mondo. Lui si è creato queste manine, ecco, è incredibile, lo dice e lo farò conoscere, fa parte anche del nostro direttivo. È una persona, è un genio, naturalmente come succede in Italia i geni vanno buttati là, non contano niente. Pensate all'esempio che potrebbe dare Fulvio a tutti quei ragazzi, specialmente anche i giovani, che si vedono magari senza una gamba, senza un braccio, per ritornare a vivere, a dire ce la puoi fare, guardate come scia, è una cosa incredibile, guardi dottore come va via, è una cosa veramente impressionante. Cosa riesce a fare questo uomo? Ma perché c'è la voglia di vivere, che è quello che aiuta anche a superare l'intervento, o sbaglio? Quello è il motore essenziale che serve, la spinta per vivere tutto al meglio, assolutamente, perché appunto la medicina, la tecnologia, la scienza arriva fin là, ma se uno non ha questa, poi io penso sia un caso veramente incredibile di resilienza, di voglia, di ingegno assolutamente encomiabile. Però sì, e questa è un'altra cosa che è molto importante in questi generi di traumi di pazienti, perché è anche il supporto psicologico che è necessario dietro, perché ovviamente non tutti sono magari forti come lui, poi magari anche lui avrà avuto i suoi momenti comunque, immagino, di sconforto che ha saputo superare, quindi anche lì è molto importante, oltre ai medici, oltre alle varie opzioni tecnologiche che si possono ricostruttive, per questi traumi maggiori avere sempre un supporto psicologico che aiuti a superare il trauma e la ripresa. Grazie dottor Montanari, mi ha fatto molto piacere aver fatto vedere le immagini di Fulvio anche a casa, anche io queste immagini le manderei negli ospedali, questi ospedali riabilitativi, per far capire che c'è sempre una speranza, grazie anche alla tecnologia, alla scienza, alla ricerca. Guardate cosa riesce a fare Fulvio, guardate, senza mani lui riesce a mettere delle viti molto piccole, tutti si guardano, però quello che noto, dottor Montanari, è che quando andiamo a pranzo o a cena lui cerca di andare sempre in orari dove c'è poca gente, perché si accorge che crea disagio. Ecco, il diverso crea così disagio, ecco, non avere una mano, non avere le gambe, crea così ancora anche ribrezzo a volte, o sbaglio, dottor Montanari? Perché è quello che noto, io lo dico, ma ne parlo con Fulvio, tanto con Fulvio si può parlare di tutto, certo. Non è un problema, tanto è vero a quella bambina che gli ha chiesto ma come mai tu non hai le dita, io ne ho 5, perché tu ne hai troppi, io non ho neanche una, e la bambina ha risposto ma posso dartene una? Capite cosa vuol dire affrontare il problema con i bambini, iniziare da piccolo a parlarne? Prego dottor Montanari. E allora, io penso che proprio anche da un punto di vista un po' filosofico, il diverso può spaventare perché ci toglie dalla nostra comfort zone, ci toglie da quello che siamo abituati, e quindi ci sono persone che hanno un approccio magari più curioso, ok? Altre persone che possono avere un approccio indifferente, altre persone che effettivamente possono avere, ora di disgusto io spero di no,
Però effettivamente, sa, quando ci trova fuori dalla propria comfort zone, da quelli che si è abituati, una persona può sentirsi un po' a disagio. E per carità, se uno effettivamente non... può anche essere comprensibile, nel senso, faccio un po' l'avvocato del diavolo, certo. Nel senso, perché magari non sono abituate, o se non altro, magari appunto, nel suo caso, magari... Se non altro effettivamente uno può essere un po' curioso, quindi magari si trova un po' al centro dell'attenzione e magari non è sempre disposto a essere. Quindi posso anche capire che lui magari ogni tanto, per non sentirsi sempre... Tolgo il disagio, vado a mangiare quando vanno via tutti, così ho risolto il problema. Esatto. Anche se per lui non è un problema di sicuro, ha superato tutti questi step. Però sicuramente sì, risolvere considerare di essere fuori dalla comfort zone per vedere appunto delle persone amputate con protesi, sì, credo che sarebbe d'obbligo. Dobbiamo anche noi cambiare un po' culturalmente questa cosa. Abbiamo Roberto da Salzano. Ciao Roberto. Buongiorno, saluto anche i suoi ospiti. Volevo parlare del codice della strada. Mi sembra sia il solito ritornello, sia stata cambiata molte volte il codice della strada, però le cose non sono cambiate. Penso che in Italia sia una cosa culturale, ossia ci vorrebbe delle ore a scuola di insegnare a vivere per la strada va vissuta. È inutile continuare a mettere multe, ad aumentarle, non aumentarle. Non è mai cambiato niente. Vorrei dire un'altra cosa riguardo alle autovelox. È un'assurdità mettere, come diceva prima, l'avviso prima, perché è una cosa ridicola. Io ho un amico che da 20 anni che abita in Francia. Lui le autovelox, molti sono messi anche sulle macchine della polizia, ma non sono visibili, come diceva quello della Germania, e tu la multa non puoi nemmeno contestarla. Sentivo l'avvocato che diceva che non bisogna fidarsi solo delle cose meccaniche. Guardi che la tecnologia è così avanzata che in Francia, per esempio, con gli autovelox vedono tutto, perfino se tu usi il cellulare. Stanno usando l'intelligenza artificiale per cercare di evitare gli incidenti. Quindi noi siamo italiani, delle volte è una bella parola dire siamo italiani, ma molte volte siamo un po' particolari, mettiamo una legge e poi non facciamo rispettare. Poi ci vorrebbe, dico io, diciamo che la polizia e i vigili dovrebbero essere degli istruttori per la gente che guida. Io ho avuto una discussione un giorno con un vigile, ho parcheggiato la macchina non su un divieto ma su un parcheggio, fatalità, avevo una ruota posteriore che era fuori della riga, mi ha messo 44 euro di multa. Cosa fa? Ti fa solo che arrabbiare. Invece un'altra volta ho trovato un vigile, avevo fatto un'infrazione, l'infrazione l'avevo fatta, però non avevo fatto, mi ha spiegato, ha detto guardi, la prossima volta si ricordi che queste cose non devono essere fatte, non mi ha neanche messo la multa. Vi ringrazio, vi saluto, buona giornata. Infatti la parola vigile vuol dire vigilare, cioè non è sempre sanzionare, la parola vigile dovrebbe dire vigilare. Prego, avvocato Riponti. Due cose. Anzitutto concordo sul fatto che troppa frenesia normativa non serve a risolvere il problema. Anzi, nel mondo del diritto noi giuristi abbiamo bisogno di metabolizzare le norme perché si inseriscano in un organismo, abbiano un coordinamento, abbiano un'applicazione giurisprudenziale. Se si cambia continuamente l'apparato normativo, queste attività che sono fondamentali nel mondo del diritto non si possono fare, non c'è il tempo di farle, perché appena tu hai coordinato una nuova norma con tutto il sistema previgente, poi la cambiano e ci si trova di fronte di nuovo a quella stessa problematica, abbiamo bisogno di stabilità normativa e abbiamo bisogno di formazione. Io sono personalmente convinto che la presenza delle forze dell'ordine sulle strade sia la cosa principale, perché è ben vero che esistono tecnologie sofisticatissime, ma guardate, le tecnologie sofisticatissime hanno anche molte altre e grandi controindicazioni. Il Grande Fratello è una proiezione di società che a me personalmente non piace moltissimo. Io credo nella umanità, io credo nella capacità dell'uomo, con la sua etica, con la sua intelligenza,
di scavalcare quei problemi di cui diceva il dottor Montanari, il problema del diverso. Il problema del diverso, questo vale per la persona menomata, ma vale anche per il migrante, vale anche per il poveretto, scatta quando non si usano le facoltà umane e intellettuali che invece il buon Dio ci ha dato. Se noi usassimo questo tipo di approccio, io dico, la società sarebbe senz'altro migliore. Io apprezzo sempre molto il mondo, le iniziative della solidarietà e del volontariato, perché in quel mondo questi valori sono fondanti, sono proprio la base su cui si sviluppa tutto il resto, e io credo che tutta la società dovrebbe recuperare molto di questo approccio. Poi sul tema della sicurezza serve tanta formazione, serve tanta modifica, trasformazione culturale. I giovani sono fondamentali. Ed è fondamentale che non vadano a guidare, per esempio, con gli smartphone sempre accesi, facendosi i selfie o facendo le videoriprese. Oddio, anche le ultime macchine, l'ultima generazione non è che ti invitino tanto a stare attento, perché abbiamo dei televisori, dei cinema all'interno delle macchine. Avvocato Riponti, anche qua sarebbe da discuterne, se questa è sicurezza o è distogliere lo sguardo dalla strada e guardare questi televisori che hai davanti. Se recuperiamo un po' di umanità, Mirella, e anche con un uso razionale delle tecnologie, ma se recuperiamo un po' di umanità, le cose vanno sicuramente meglio, secondo il mio punto di vista. Allora, grazie per quello che ha detto anche a lei, avvocato Riponti. Dottor Montanari, un'altra cosa che preoccupa è il melanoma, questo allargarsi molto dei numeri. Ecco, cos'è il melanoma? Come si scopre? Ecco, se preso in tempo non crea problemi? Com'è la situazione? Cosa vuole dire? Perché sono messaggi importanti. Sì, soprattutto in questo periodo, diciamo, estivo, esatto, di esposizione solare. E allora il melanoma è un tumore maligno della cute, ok? Origina, diciamo, comunemente possiamo definirlo come un neo maligno, cattivo. Sono appunto queste lesioni generalmente melanocitarie, quindi scure, e rispetto agli altri tumori cutanei è caratterizzato sia da un'insorgenza precoce, perché generalmente gli altri tumori cutanei insorgono nella seconda metà della vita generalmente, e invece questi possono coinvolgere anche le persone giovani, e è dotato di caratterizzato da un'aggressività abbastanza importante, nel senso che purtroppo il melanoma non sta fermo, cresce, si approfondisce e può dare anche metastasi a distanza, cioè coinvolgere altri organi. I fattori di rischio quali sono? I fattori di rischio sono avere la genetica, che abbiamo detto purtroppo, la lotteria della genetica è la cosa più importante, avere tanti nei e l'esposizione solare. Infatti il melanoma dipende più non tanto da un'esposizione continua e moderata al sole, come possono essere altri tumori cutanei, ma anche poche scottature intense, ok, sono sufficienti per sviluppare anche a distanza di anni, ok, un melanoma. Quindi la cosa fondamentale sono due principalmente. La prima è protezione solare, evitare in generale di esporsi troppo al sole. Prendere un po' di sole fa bene, perché il sole ci aiuta, ci fa star sia bene psicologicamente, ok? E ci aiuta a metabolizzare la vitamina D, anche a una certa età, per evitare l'osteoporosi, la salute delle ossa, va bene un po' di sole, però evitare le ore più intense di sole e mettersi sempre la protezione solare. Questa è una cosa fondamentale. E la seconda cosa è farsi controllare periodicamente, almeno una volta all'anno, i nei da un dermatologo. Che caratteristiche ha il melanoma, dottor Montanari? Allora, il melanoma, per capire, c'è una regola anche semplice da ricordare, che è ABCDE, ok? Che sono 5 caratteristiche che possono dirci che un neo, ok, è un po' sospetto. E sono A se è asimmetrico, ok? Quindi se si vede che ha un profilo non regolare, ma è diverso da una parte all'altra. B, i bordi, quindi se ha dei bordi regolari, arrotondati, oppure se ha dei bordi ad angolo, spigolati, strani, ok? C è il colore, ok? Quindi se è un neo che ha un colore uniforme, oppure se ha differenze di colore, o se ha un colore molto diverso da tutti gli altri nei che abbiamo nel corpo. D sono le dimensioni, ok? Perché nei molto grandi possono avere, ok, qualche caratteristica di malignità in più, e E è l'evoluzione, ovvero un neo che cambia di qualsiasi aspetto, che sia colore, dimensione, bordi, aspetto, nel giro di poco tempo. Questo è un altro fattore di rischio per cui bisognerebbe andare dal medico curante
che ci fa un'impegnativa per un dermatologo, una mappatura dei nei. Chiarissimo, e la ringrazio perché sono cose utili da capire, da sapere, non mi vo combatta, mettere la polvere sotto il tappeto, ma andarsi a fare la mappatura e controllare, perché la prevenzione è fondamentale su questo. Allora parliamo ancora di chirurgia plastica, senologia, qui direi che non c'è niente da dire, anzi da applaudire veramente, un plauso grande a queste donne, ma soprattutto a questi chirurghi plastici che ridanno vita a questo seno, ecco, anche con questi tatuaggi meravigliosi, perché questa donna possa riguardarsi allo specchio e dire: anch'io ho sempre il mio bel seno, vero dottor Montanari? Andiamo a vedere il servizio, poi commentiamo. Se resta il tumore più diffuso tra le donne, contro il cancro al seno le armi a disposizione della medicina sono sempre più affilate. Lo spiega il direttore dell'unità di chirurgia senologica dell'azienda ospedaliera di Padova. Abbiamo sempre un numero maggiore di casi di tumori mani della mammella, anche in donne più giovani. Ci si ammala sempre di più, ma si guarisce sempre di più. Ci sono sempre più donne che guariscono, grazie ovviamente non solo alle terapie chirurgiche, ma a tutte le terapie, anche chemioterapiche. Passi in avanti nella terapia, passi da gigante sul fronte della ricostruzione negli ultimi 5 anni, dove si parte sempre dalla possibilità di una ricostruzione autologa con il tessuto adiposo della paziente che diventa sempre più importante. Oggi è diventato organo adiposo, quindi non più tessuto, proprio perché per questa sua capacità staminale, quindi di avere un contenuto di cellule staminali elevatissimo che influenza quindi la qualità della ricostruzione laddove lo usiamo. In chirurgia plastica ormai lo usiamo dappertutto, nelle ricostruzioni mammarie addirittura in 2 tempi si può arrivare a inserire un espansore e poi sgonfiarlo e inserire tessuto adiposo. Al tatto la mammella ricostruita col tessuto adiposo sarà ovviamente una mammella diversa rispetto a quella ricostruita con protesi. Specialisti che sempre più si interfacciano con donne giovani. Nelle ricostruzioni autologhe finora utilizzavamo moltissimo il lembo dell'addome, perché di solito quando la mammella quando il tumore colpisce la donna più avanti nell'età, magari in menopausa, si sa che il tessuto adiposo fa parte delle trasformazioni della menopausa. Si usa il lembo grandorsale dalla schiena. Oggi ci sono nuovi lembi microchirurgici proprio per le ragazze alte, magre, ventenni che hanno questa problematica, in cui ricostruiamo tutto in modo autologo utilizzando la microchirurgia e prelevando i lembi dalla radice della coscia. Allora, dottor Montanari, come commentiamo questo importante servizio, queste parole che abbiamo sentito con questi interventi meravigliosi che danno la gioia a guardarsi allo specchio a queste donne già duramente colpite con questi tumori al seno? Prego, dottor Montanari. Beh, allora, questo intanto era il professor Bassetto, il mio capo a Padova, con cui appunto... Che salutiamo allora. Che salutiamo, assolutamente. Ma allora sì, nell'ultimo decennio, negli ultimi anni, nella ricostruzione del seno ci sono stati dei passi da gigante e si è appunto passati da proporre, diciamo, unicamente le protesi al seno, che come dicevamo prima vanno bene, però come dicevamo prima non sono come i diamanti per sempre, sono comunque dei corpi estranei che possono avere delle complicanze e che bene o male dopo 10, 15, massimo 20 anni devono essere sostituite, quindi rifare un altro intervento. E se la paziente magari è molto giovane vuol dire fare magari un paio di cambi, anche 3 cambi nel corso della vita. E ci siamo spostati verso questa ricostruzione autologa, cioè utilizzando i tessuti propri dell'organismo, quindi trasferimento di grasso, questi lembi microchirurgici presi dalla pancia o dalla schiena, e effettivamente danno dei risultati che sono sia più naturali, perché come diceva il prof, appunto al tatto è tutto, diciamo, della persona, dello stesso organismo, e in più anche una soluzione tra virgolette definitiva, perché poi non magari richiede qualche ritocchino se vogliamo per in futuro, ma per non ottenere una certa invasivo. forma, ma non invasivo, non sostituzione della protesi. Grazie al dottor Montanari, che rimarrà con noi anche nella terza parte, perché è importante conoscere, capire, sentite con quanta semplicità sta spiegando anche dei problemi e anche le paure veramente da cercare di capire, ma soprattutto che con la prevenzione si possono veramente migliorare, anche la paura può essere migliorata. Avvocato Riponti, come ci saluta?
Io ringrazio perché Mirella, le mattinate da te sono sempre mattinate estremamente creative, ricche di spunti. Quest'oggi mi hai fatto conoscere quel signor Fulvio che è una forza della natura, che a me altro che suscita una ammirazione infinita per il coraggio, per la voglia di vivere e l'intelligenza anche creativa, proprio la sua manualità superlativa, e portagli i miei complimenti quando avrai modo di vederlo. Grazie. E grazie anche al dottor Montanari, perché il lavoro che fanno per le donne, ne parlavamo prima Mirella, è un lavoro straordinario. Per una donna il seno è una componente della sua avvenenza, della sua bellezza, che non è soltanto un fattore estetico, è anche un fattore etico. Io dico sempre la bellezza. La bellezza è a due facce, ha un versante etico e un versante estetico, e per le donne loro fanno dei lavori straordinari, le restituiscono alla vita, e quindi ringrazio tutti, ringrazio Mirella, ringrazio Fulvio e ringrazio Alvise. Buona giornata a tutti. Grazie Avvocato Riponti. Pubblicità. Saluto Dino Ponchio in una nuova veste, una veste nazionale. Buongiorno Ponchio. Allora, quale veste la vediamo oggi e cosa ci vuole dire questo cambiamento nel CONI a livelli molto alti? Tanto mi scuso, saluto, ringrazio come sempre la signora Mirella, mi scuso di non avere la cravatta. Io vivo con la cravatta, allenavo da allenatore con la cravatta, ma andando a Roma, non è che non ne ho altre a casa naturalmente, andando a Roma, a Termini, come un gonzo, mia figlia mi ha detto proprio tu che ti ritieni sveglio, al taxi facendo la coda, arrivato il mio turno, ho messo la valigetta dietro per aprire la porta, per mettermi a posto la giacca, gli occhiali eccetera, mi giro, mi hanno fregato la valigetta con la cravatta, ma soprattutto con la mia carissima e importantissima agenda. Sono nudo senza l'agenda, ma sono contento di essere andato a Roma come presidente del CONI Veneto, ma in particolare come rappresentante del CONI del Nord, e quindi eletto successivamente, dopo presidente del Veneto, a rappresentante del CONI Nord in Consiglio nazionale, che è il Parlamento dello Sport, che ha eletto il nuovo presidente, che è l'amico Luciano Bonfiglio. Ma altrettanto amico era il competitor, grande amico Luca Pancalli, uscente presidente del CIP, Comitato Paralimpico. Ha perso in modo più evidente di quello che si pensava, perché poi le elezioni sono state, come sa bene che dico sempre la signora Mirella, a mano che si sale sulla piramide sport diventa sempre un po' più politica sportiva e qualche volta con l'inquinamento della politica partitica, e a livello di elezione del CONI c'è stata una commistione di queste cose. Ha vinto Bonfiglio perché ha vinto più la pancia dello sport più che il cervello dello sport, ma la pancia vince molto spesso, e in questo caso io sono d'accordo, perché Bonfiglio è uomo di sport, presidente federale, ha fatto una vita da dirigente sportivo, conosce e sa tutti i problemi del mondo dello sport. Con Pancalli erano schierati un po' più, diciamo, la politica, no, non il governo. Attenzione, qualcuno dice il governo, qualche esponente della politica che è anche governativa, e forse non è stato per lui un aiuto nei confronti di chi votava. È stato un errore di strategia. Più chiaro di così avete capito? Io sono chiaro. Anche il libro e la ringrazio, che ho scritto, esatto, lei ha citato, libro. no, l'abbiamo citato prima in premessa, il libro che ho scritto, che è un po' una specie di autobiografia non autorizzata, che è un ossimoro, ma io dico così, che è titolato I miei semiseri ricordi, il titolo accadrà, puntini puntini, ieri, che già dà il senso di com'è il libro. I miei semiseri ricordi, 438 pagine, 2 di queste 438 mi hanno già creato dei problemi, e far dichiarare che quello non è un libro, una bomba, perché ho già una serie di denunce
perché prendo in giro dei persone e personaggi dello sport, ma in senso bonario, ma l'ironia non è, e lo spirito giocoso, goliardico, non è patrimonio di tutti, chi non ce l'ha mi denuncia. Tanti saluti. Ecco, io veramente cito sempre il grande Andreotti, che invece dell'ironia, della satira, aveva fatto un punto di riferimento anche della sua persona, ed era una persona veramente talmente colta e talmente alta proprio come immagine della politica, che lui aveva piacere della satira. Parlate pure, l'importante è parlarne, diceva sempre. Ecco, quello che qualche politico e anche qualche altro dovrebbe imparare a capire, l'importanza anche dell'ironia e della satira. Saluto anche Giulio Tronca, atleta paralimpico, carrozze e cavalli. Buongiorno Tronca, come va? Buongiorno, bene, abbastanza bene, dai. Allora, cosa dice di questa nuova nomina? Ha seguito qualcosa? Non gliene frega niente? No. Ecco, Pancalli, cosa dice? Ci racconti anche lei dal suo punto di vista, prego. Guardi, ha già parlato Ponzio in maniera più che esaustiva, perché parlare oggi di queste organizzazioni sportive nazionali, della loro gestione, è un problema pazzesco, perché ormai siamo entrati in un meccanismo dove lo sport ha un valore, ma soprattutto ha valore il potere che secondo me viene gestito da questo tipo di organizzazioni. Io personalmente in questo momento faccio parte della Federazione Sport Equestri, che nel Veneto è commissariata dopo una vicenda complessa di cui non voglio parlare assolutamente qui. E quello che la mia collocazione che ho scelto di fare io, che pure ero responsabile di uno dei settori del Veneto, che ho dovuto lasciare perché il commissariamento ha riguardato tutti quanti i responsabili dei settori. Io ero responsabile della parte paralimpica e ho deciso di lasciare, di non entrare in nessuno schieramento, di non partecipare, di partecipare all'attività sportiva e di aiutare tutti quelli che la stanno portando avanti in questo momento nel migliore dei modi. Allora, Tronca, io l'ho invitata assieme a Ponchio questa mattina perché vorrei dare una risposta a quel ragazzo, a quell'atleta, e chiamo e dico anche chi è, Mario Bertolaso, che è un atleta autistico, il quale davanti alle telecamere ha chiesto al sindaco di Padova di avere una medaglia, di essere premiato, perché ci ho messo tanto, ho fatto tanti sacrifici, ho avuto veramente dentro di me una forza incredibile per arrivare a vincere, e poi la mia città, il sindaco non mi premia. Per me quella medaglia che dovrebbe arrivare sarebbe molto importante, e ha chiesto proprio al sindaco questo premio. Ma poi ha detto anche un'altra cosa, Ponchio. Ha detto: volevo che fosse stamattina, ma era impegnato, mi dispiace. Ha detto: non è possibile che io non riesca a partecipare alla Paralimpiadi, perché ne va uno per squadra, chissà quando mai arriverà il mio turno. Non è giusto, non è corretto. Allora, chiariamo bene com'è la situazione, se lei vuole parlarne, se vuole dire qualcosa a Mario Bertolaso, che sicuramente questa sera la vedrà nel cellulare, perché qui si vede tutto con questi nuovi strumenti, vediamo tutto, prego. Premessa, è stato eletto il nuovo presidente del CONI, ma il pomeriggio è stato eletto il nuovo presidente del CIP, che è il Comitato Nazionale Paralimpico, che è un amico anche lui, De Santis, già segretario generale del CIP, e quindi si è rinnovato anche la struttura nazionale dello sport paralimpico. Lo sport paralimpico ha meriti tendenti a infinito, sovrainfinito. Lo sport paralimpico merita il premio Nobel della socialità. Poi
se ci si mette, e non conosco il caso di questo ragazzo, e mi va anche bene che chieda una medaglia al sindaco di Padova, essendo padovano, ma secondo me la dovrebbe chiedere al CIP, al CONI, al suo mondo dello sport, che gliela darà. Io sono disponibile a dargli la medaglia d'oro e credo che uno che fa sport, la medaglia più ambita sia quella dello sport, e questa deve essere la sua meta. Poi, se vogliamo trattare lo sport paralimpico da sport con la S maiuscola e ci si mette in gioco sulle gare, le gare purtroppo non possono avere solo tutti i primi, hanno una graduatoria. Questa è la realtà vera dello sport, in cui uno vince e gli altri arrivano secondi. Ma hanno la pari dignità dal punto di vista personale e dell'impegno. Ma se ci si mette in gioco a livello agonistico, si sa che si può vincere e si può anche non vincere. Andare alle Olimpiadi non è un diritto. Questo mi sento il diritto e il dovere di dirlo anche al Mario Bertolaso, che mi vedrà, la prenda come vuole, sono disponibile a incontrarlo, non conosco il suo caso, mentre conosco nel profondo il problema dell'equitazione. La presidente ex del Comitato regionale Veneto della FISE, Sport Equestri, è la mia vice vicaria del CONI. Quindi pensa se non conosco a fondo le cose. Le conosco così a fondo, tanto che 15 giorni fa abbiamo organizzato a Padova un convegno a livello nazionale che è andato nelle emittenti, comprese le vostre, ma cito a caso anche Rai e Rai 1 in TG1, un convegno sulla urgenza della riforma della giustizia sportiva. L'abbiamo replicato 3 giorni prima dell'assemblea del CONI, lunedì scorso, lunedì questa settimana a Roma, con una diretta di Rai Sport, perché c'è l'urgenza di mettere mano alla giustizia sportiva affinché non arrivi un'altra mannaia dalla politica che ci ordini cosa fare. Noi siamo pronti, abbiamo proposte e le porteremo avanti a tutti i livelli. Tornando all'atleta di cui abbiamo parlato, sono disponibile e penso anche il nuovo presidente del CIP Veneto a sentirlo e dargli tutto lo spazio personale e tutta la dignità di atleta che merita. Per quanto riguarda le Olimpiadi, ho già detto, le Olimpiadi non so i criteri con cui si partecipi come FISE, ma certamente nel momento, e ripeto, in cui ci si addentra in un discorso di pratica sportiva agonistica, ci sono le regole del gioco. Allora Ponchio, forse mi sono spiegata male, ma questo atleta ha vinto la medaglia. Non è che non l'ha vinta. Devo dire, l'ha vinta la medaglia, ma lui però fa un passo in più, come piace alla Mirella, dice quello che lui ha visto e vede. Per gli autistici, gli atleti autistici, si è fatto pochissimo. E questo non va bene, dice, perché noi veramente ce la mettiamo tutta per raggiungere, come altri atleti, questi traguardi a volte impossibili quando iniziamo. Eppure la volontà di esserci, di riuscire ad avere quella visibilità che cerchiamo anche nello sport è fondamentale. Allora sentiamo anche cosa dice Tronca. Ecco, questo mondo che fa fatica ad essere ascoltato, eppure vinco la medaglia, ma chissà mai se riuscirò a partecipare alle Paralimpiadi, perché la legge prevede uno alla volta e io chissà mai se verrà il mio turno, non è giusto, io ho fatto tanta fatica e lui vorrebbe arrivare a questo. Tronca, ma come funziona? Perché qui c'è un caos totale, ecco, serie A, serie B, serie C, prezzi diversi, premi diversi. Tronca. Andare bene nel merito, allora, no, per entrare nel merito, perché è un discorso molto complesso. Tutta l'organizzazione dello sport paralimpico in questo momento riguarda non le persone con problemi mentali o sensoriali, riguarda tutto il mondo delle persone con problematiche di tipo fisico. Capite cosa vuol dire fisico? Vuol dire che uno deve essere in grado di gestire tutta la gara, la competizione,
avendo delle condizioni particolari di regolamento riguardanti la sua struttura fisica. Per cui abbiamo il nuotatore che è senza braccia, senza gambe, però la testa deve essere a posto, non deve esserci una interferenza cognitiva, capito? Per quanto riguarda il movimento agonistico, c'è un movimento che è rivolto anche alle persone con problematiche cognitivo-sensoriali, però non è lo sport paralimpico. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il medico. Adesso e dopo, abbiamo un seconda chirurgo, cosa, in ogni caso... Aspettate ognuno la sua parte. Allora, dottor Montanari, cosa dice? Dopo dopo la fa. Dottor Montanari, rispetto a quello che ha detto adesso, come medico, lei come vede la situazione? Allora, io devo dire che non conosco effettivamente nell'ambito, nello specifico, e posso immaginare che probabilmente proprio da un punto di vista organizzativo alcune difficoltà appunto mentali o sensoriali possono complicare l'organizzazione proprio, penso anche materiale di queste gare, di queste competizioni. E non lo sapevo, devo dire, sarò onesto, non la sapevo immaginavo che in realtà ci fosse alle Paralimpiadi anche spazio per questi atleti. C'è un'organizzazione per quel però tipo non di disabilità. Si chiama Special Olympics. Ecco, sì, non... E per chi è a casa che non capisce cosa vuol dire? Che è un'altra organizzazione mondiale fondata da una Kennedy che ha ramificazione in 128 stati, presieduta a livello internazionale dalla signora Kennedy, riconosciuta dal CIO, quindi anche dal CONI, all'interno della famiglia olimpica, e raccoglie tutte le disabilità intellettivo-sensoriali e fa fare sport in modo mirabile a questi ragazzi. In Veneto abbiamo Betty Pusiol come coordinatrice, che si dà da fare moltissimo, ma è un ramo, io non avevo capito il livello di pratica sportiva e di disabilità del ragazzo, se avessi capito subito... Fa anche atletica, che lei ha seguito. Scusa? Fa atletica. Mi piace molto che faccia atletica, sono contento, mio sport, ma non fa parte del CIP evidentemente, ma probabilmente è all'interno di Special Olympics, che ha dei suoi giochi, ma alla fine... non so bene quali siano i criteri e se vadano alle Olimpiadi, mi scuso, ma certamente è un'organizzazione parallela con finalità simili a CIP, ma con due mondi paralleli ma diversi, insomma. Allora Tronca cosa dice a questo ragazzo? Perché allora o non è informato, io non riesco a capire queste cose. Guarda, io ne ho il coraggio di parlarne, di dire quello che lui ha detto, mi dispiace appunto che oggi veramente non riusciva ad esserci, però l'intervista ce l'ho e la farò sentire anche al presidente Ponchio, quello che dice questo atleta, che o non è informato o non sa. Perché lui dice, ma come funziona allora? Perché questo? Qualcuno dovrebbe dare delle risposte, perché è un atleta che ha vinto anche delle medaglie. Per partecipare alle Olimpiadi ci sono dei criteri molto precisi. Io conosco a memoria, per filo e per segno, quelli per i normodotati, quelli di CIP e eventualmente, non so neanche addirittura, confesso la mia ignoranza, Special Olympics, non li so, non so neanche come sono. Ci saranno dei criteri, dei filtri, dico solo quello che... Anzi, infatti, non mi ripeto. Ma io ho invitato anche Tronca, non a caso. Oltretutto io sono qui per parlare dello sport olimpico e dello sport paralimpico non sono neanche autorizzato a parlare. No, ma io lo chiedo a Tronca. Allora lei che invece ha fatto parte di questo meccanismo, perché mi sembra fare come nel mondo del volontariato, della protezione civile, ognuno ha un ruolo, poi c'è un grande minestrone e nessuno più riesce a capire qual è il ruolo di ogni persona. Allora spieghiamo, Tronca, prego. Lo sport paralimpico ha fatto dei passi giganteschi proprio anche su questo campo. 2 domeniche fa noi abbiamo avuto la Coppa delle Regioni, ma Ponzio lo sa, a Padova, di tutta Italia, delle cavalli e delle carrozze. C'erano molte categorie, c'era anche la categoria per
2 categorie, una di base e una avanzata, per persone che hanno, ragazzi o persone anche più adulte, che hanno problemi di tipo sensoriale. Avevano la loro categoria. Io avevo la mia categoria paralimpica che riguardava il livello mio, che sono in carrozzina, e l'altra concorrente che ha altro tipo di problemi, ma sempre però le categorie paralimpiche non hanno problemi sensoriali. Quelle che abbiamo avuto nelle nostre gare della federazione, abbiamo anche la categoria per le persone con problemi sensoriali, però ognuno ha la sua categoria, c'è un regolamento e questo regolamento ha permesso allo sport paralimpico di diventare così grande e così importante. E questo nuovo regolamento, gestito nelle federazioni sportive normali, delle persone normali, quindi la FISE nel mio caso, oppure quella dell'atletica per quanto riguarda l'atletica, ha permesso alle persone con disabilità di non gareggiare più in maniera isolata per conto suo, ma di essere insieme con gli altri, naturalmente nella loro categoria. Molto chiaro, Troncaro, vi ho invitato per questo, ognuno parla di quello che sa, perché è importante dare risposta anche a questi atleti, a queste persone che ho ospite. Giustamente stamattina non c'è, però farò sentire quello che avete detto. Andiamo a vedere invece queste immagini che ha portato le premiazioni il CONI, andiamo a vedere queste immagini e le commentiamo col Presidente Ponchio. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, Presidente, dove eravate? Se ci vedo, sì. Se ci vede, eccola là la foto. A Verona, a Padova, dove eravate con le premiazioni CONI? Dovremmo essere a Butto lì, a Treviso. A Santa No, non è Treviso questa. Comunque sono premiazioni importanti che ha fatto il CONI. Sono le consegne delle benemerenze CONI. Mi verrebbe da dire a Treviso, ma evidentemente sbaglio. No, non è Treviso. Comunque queste benemerenze, ecco, come diceva Mario Bertolaso, fanno felice la persona che le riceve, è una premiazione alla fine di percorsi. Mi piace sempre precisare che la cerimonia di consegna delle benemerenze è un riconoscimento e non una premiazione, perché non si dà un premio a nessuno, ma si dà un riconoscimento a chi ha dato allo sport. Onorare chi ha onorato lo sport è un dovere per il mondo dello sport stesso, perché solo così, guardando indietro, si può proiettare il futuro. Noi consegniamo le benemerenze ad atleti ed è un automatismo in relazione ai risultati ottenuti. Le benemerenze sono di primo, secondo e terzo grado, bronzo, argento e oro. A livello di bronzo le consegniamo in tutte le province, l'argento e l'oro li consegno personalmente con una cerimonia regionale che facciamo ciclica. L'anno scorso è stata a Rovigo, 2 anni fa a Treviso, insomma facciamo il giro delle province in sedi prestigiose. Quella purtroppo non l'ho riconosciuta ed era una premiazione, sbaglio anch'io, una cerimonia di consegna delle benemerenze provinciale e credo sia giusto, come dico, dare un segno tangibile a chi ha dato molto allo sport, ha dato molto senza chiedere praticamente niente, perché oltre agli atleti premiamo i dirigenti, i tecnici, allenatori e credo sia, come detto, doveroso. È una delle tante cose che facciamo. Mi piace anche dire, perché ormai io ho, come dico sempre, la carriera dietro le spalle, è giusto, doveroso dare tutto lo spazio possibile allo sport della disabilità, ma i numeri hanno la testa dura. I tesserati in Italia di CIP e Special Olympics insieme sono, allargando molto i numeri, 40.000. I tesserati dell'altro sport sono 16 milioni. E allora teniamo, e lo dico con grande affetto, i numeri hanno la testa dura. E allora a livello di riconoscimento, informazione, sensibilizzazione, va benissimo che lo spazio sia dato più allo sport della disabilità rispetto allo sport della normalità. Più, diciamo,
sia stato molto rivalutato rispetto al passato, ed è giusto, perché l'obiettivo per lo sport dei normodotati è continuare la pratica. Per lo sport della disabilità è portare fuori dalle case i moltissimi ragazzi e ragazze che ancora non si muovono. Quindi è giusto dare rilievo a questo. Però, ripeto, siamo a 40.000 a 16 milioni. Quindi anche nell'assegnazione delle risorse, e vengo al punto, visto che sono nel governo dello sport italiano, bisogna tenere conto della realtà. Più chiaro di così Più non chiaro si di può, così si ognuno muore. si faccia le proprie riflessioni. Sentiamo il dottor Montanari, ecco, dopo aver sentito, diciamo, lei è sportivo? Sì, ho sempre fatto tanto sport. Ad esempio, quello che le piace di più, cos'è lo sport? Allora, io veramente, a parte il basket, penso di averli fatti tutti gli altri sport, perché ho Ma quello che la intriga di più? Allora, quelli che preferisco sono il rugby e adesso però non ho cominciato da tanto il golf. Okay. Però ho cominciato con la scherma, nuoto, calcio, ho fatto veramente tutto, pallavolo, tolto il basket, penso di aver fatto tutto il resto. No, e credo fortemente a parte nello sport di per sé, che è giustissimo, noi anche come medici facciamo sempre molta promozione nell'attività fisica, anche in senso lato. Adesso anche tra magari i professionisti dei miei colleghi, che si fa oggettivamente fatica a continuare a fare sport, soprattutto a livello agonistico, però vedo che tutti, rispetto magari alla generazione dei miei padri, ok, dei miei genitori, vedo che tutti comunque hanno una coscienza del fatto che serva tenersi in forma e spendere quei 2 o 3 giorni a settimana per andare o in palestra o a nuoto o a correre, e vedo che è sempre più diffusa come cosa, e c'è questa coscienza, e dal punto di vista medico è una cosa veramente fondamentale, perché l'attività fisica, o diciamo meglio, l'inattività fisica è un fattore di rischio per, io potrei dire, qualsiasi malattia. Quindi uno dei modi in cui ci si può voler bene nella maniera più efficace è dedicare quelle ore alla settimana all'attività fisica. Grazie al dottor Alvise Montanari, chirurgo plastico all'Università di Padova, grazie a Dino Ponca, presidente CONI e Comitato Nazionale, veramente grazie di essere qui, grazie a Giulio Tronca, atleta paralimpico carrozze e cavalli, grazie Tronca, ritorni nella giungla per vedere di colpire i nemici e portare avanti gli amici, perché noi abbiamo bisogno di trasparenza, chiarezza, perché lo sport è fatto anche di questo. Grazie, noi ci vediamo lunedì e vi lascio con le immagini di Fulvio Marotto. Riflettete su queste immagini, perché chiunque può farcela a riprendere la vita in mano.